C'è il microfono chiuso. Lui, non io. Eccoci qua, pronti? Scusate, c'è stato un piccolo problema di microfono. Eccoci qui. Ecco, ora adesso cominciamo tra pochissimo. Intanto adesso vedo che, anzi no, possiamo già cominciare perché vedo che da 30 siamo già saliti a 60 in 5 secondi, quindi vuol dire che gli spettatori sono stati attenti relativamente all'orario. E io per prima cosa voglio ringraziarti tanto per aver accettato il mio invito, mi ha fatto un grandissimo piacere, perché come stavamo già dicendo è da tanto che mi chiedono di fare un intervento, qualcosa che fosse relativo alla storia della Sardegna, ma io non mi sono mai sentito abbastanza competente per farlo, perché quello che conosco è molto settoriale, e quindi ho voluto, ecco, scomodare una persona che ne sa, direi, abbastanza. E se mi permetti, io vorrei presentarti un attimo prima di cominciare. Quindi Anardu, la mia amica Anardu, se posso dirlo, è archeologa ed è sommozzatore professionista e si occupa prevalentemente di archeologia subacquea, quindi qualcosa di impegnativo, qualcosa di molto particolare e qualcosa che è un'eccellenza sotto molti punti di vista. Tu sei anche autrice di più pubblicazioni e collabori oltretutto con la sovrintendenza, mi dicevi? Sì, sovrintendenza, università, enti locali. Ecco, e quindi insomma un panorama tutto tondo. E poi hai partecipato, ovviamente sei archeologa, a diverse campagne di scavo e relative in particolare all'ambito dell'archeologia subacquea. Ti occupi principalmente, mi dicevi, del periodo tra età del bronzo e età del ferro, che è esattamente, ecco, un periodo cruciale per la storia della Sardegna, soprattutto salito alla ribalta da un po' di anni, ma insomma ne parleremo, arriveremo a parlarne. E attualmente mi dicevi che insegni storia e italiano presso una scuola superiore in provincia di Oristano. Quindi, ecco, didattica a 360 gradi e didattica anche presso i giovani, quindi direi un quadro decisamente ottimo. Ecco, io adesso, dopo questa piccola presentazione, a me piacerebbe cominciare, poi dimmi tu, parlando della storia della Sardegna, ma di tutta una serie di cose molto interessanti, delle quali mi hai parlato questi giorni che ci siamo sentiti, perché di solito quando si parla di storia della Sardegna chiaramente si è focalizzati sempre su quel bronzo tardo, ma arriveremo a parlarne. E tu invece diciamo che mi hai colpito molto, perché mi hai illustrato delle cose molto interessanti e molto peculiari che sono ben precedenti. Certo. Bene, innanzitutto buonasera a tutti, grazie per la partecipazione. Io naturalmente sono un'archeologa sarda che ama moltissimo la Sardegna, quindi cercherò di portare la nostra isola, insomma, ai massimi livelli, anche perché ritengo che la preistoria e la protostoria sarda siano estremamente interessanti, perché in una sola isola sono concentrati tantissimi siti
di grandissimo interesse. Io adesso farò un breve excursus, insomma, su quello che è stato e come, diciamo, si è arrivati ad un certo punto, cioè fino all'unica, secondo me, vera e propria dominazione che c'è stata, ovvero quella romana e la conseguente romanizzazione della Sardegna. Quindi diciamo che il popolamento della Sardegna avviene nel Pleistocene, proprio nel periodo in cui c'era la glaciazione di Würm. Sappiamo bene che il blocco sardo-corso era tutto un unicum, quindi è stato possibile il passaggio di genti durante i periodi delle glaciazioni. Ma diciamo che l'uomo moderno, l'Homo sapiens, è attestato in Sardegna circa 20.000 anni fa, quindi nel Paleolitico inferiore. Molto interessante è il periodo del Neolitico antico, che andiamo dal 6.000 al 4.000 a.C., siamo nel quinto millennio a.C. Quindi cosa succede? Le grandi isole del Mediterraneo centro-occidentale, diciamo occidentale, cioè la Sardegna e la Corsica, sono interessate dal passaggio di genti che dall'Italia meridionale si sono spostate, raggiungendo la Toscana, in seguito la Corsica e la Sardegna, e hanno portato una cultura che è quella della ceramica cardiale. Quindi i primi manufatti ceramici diciamo che sono molto simili a quelli che troviamo nel resto dell'Italia, insomma dell'Europa e anche in Corsica. Molto interessante è l'estrazione dell'ossidiana. Diciamo che i giacimenti di ossidiana che si trovano nell'Italia più o meno centrale vengono dalle isole, in particolare da Lipari, da Pantelleria in Sicilia, e poi naturalmente dai giacimenti di Monte Arci che si trovano in Sardegna. Quindi l'estrazione in Sardegna da indagini archeologiche è attestata intorno al 5.800 a.C. E le reti di scambio hanno determinato la circolazione dell'ossidiana sarda, che è stata rinvenuta dalla pianura padana fino al mezzogiorno francese, quindi insomma un bel giro. Infatti quindi c'erano degli scambi quindi che portavano l'ossidiana sarda in continente e era un prodotto quindi che si esportava, quindi ma già lavorata, già in lame? Anche i nuclei. Spesso i nuclei, molto probabilmente i nuclei. E quindi insomma dalla Corsica, come ho detto prima, giungeva in Toscana via mare, poi era trasportata verso le vie dell'interno. Quindi questi ritrovamenti sono stati interpretati come un segnale di un vero e proprio commercio ad ampio raggio, il primo. Insomma, nello stesso periodo, intorno al 6500 a.C., in Anatolia abbiamo in pratica i resti di Cataluyuk. Stiamo parlando del suo periodo, io faccio anche dei confronti insomma, con altre realtà del vicino Oriente antico, comunque di due che si affacciano anche nel Mediterraneo. Molto interessante è parlare del Neolitico medio in Sardegna, cioè dal 4.000 al 3.400 a.C. Siamo intorno alla fine del quinto e inizio del quarto millennio. Qui c'è un sito che è veramente interessante. Io sono di Cabras, quindi Cabras Montebrama. Okay. Sì, il mio paese d'origine è Cabras, però non c'è da trascurare che a Cabras abbiamo il più importante sito del Neolitico medio. Si chiama Cucuruzzarrius. Gli scavi sono stati fatti intorno dal 1976 al 1980. Quello che è rimasto di questo sito è un isolotto. Quindi in pratica sono state fatte per poter realizzare il canale scolmatore. In pratica cosa è saltato fuori da questo sito? A parte i ritrovamenti del Neolitico, abbiamo scoperto una frequentazione fino all'età romana. In questo sito c'è anche un tempio a pozzo, quindi è abbastanza interessante. Vederlo adesso, insomma, coperto di sterpaglie, impraticabile, è un colpo al cuore. E quindi questa duna eolica è stata quasi del tutto asportata e quindi rimangono tracce di capanne, più che altro buchi di palo, e necropoli che testimoniano il rito dell'inumazione di un solo individuo in ogni tomba. Queste tombe a pozzetto, se tu le osservi, sono molto simili a quelle di Montebrama, ma qui parliamo di troppo
Cioè, parliamo del 4000-3400 a.C., non parliamo certo del IX secolo a.C., quindi insomma, e quindi troviamo individui inumati in posizione rannicchiata. Le sepolture a Pozzetto sono 19 quelle che sono state indagate. Questi corpi venivano deposti in posizione fetale con degli oggetti del corredo disposti intorno al corpo. E questi oggetti erano dei vasi di ceramica, strumenti di pietra, per esempio è stata trovata un'accetta di pietra verde, dei microliti geometrici in ossidiana, frecce di osso, punte di zagaglia, collane in dentalium, clorite, statuine femminili tipo volumetrico. Ecco, vuoi vedere questa che è bellissima, che viene proprio da Cuculisarius e si trovava deposta a fianco alla mano del defunto. Anche la posizione, oltre ai corpi erano coperti di ocra rossa, che richiamava il colore del sangue e la forza vitale rigenerante. Quindi già abbiamo in questa popolazione di questo sito la credenza alla vita ultraterrena, perché tutti questi oggetti si pensava che potessero essere utili quando si andava insomma nell'oltretomba, no? Ti servivano le frecce, ce le avevi, certo. Ti serviva il cibo, c'avevano le ciotole e soprattutto ti serviva una bella donna. No? Chiaro, quindi abbiamo già deposizioni, quindi deposizioni funerarie con reti che cioè, sottintendono perlomeno un sistema di credenze legato all'aldilà. Sì, queste veneri neolitiche che possono adesso per i canoni di bellezza attuali sembrare esageratamente, come dire, formose, in realtà cosa indicavano? Indicavano una donna che se mangiava bene, no? Quindi mangiava bene, quindi era una donna ricca, una donna benestante. Quindi, e poi molto particolari sono le decorazioni che questa statuina in particolare, per esempio ha un polos, un copricapo con aspetta. Sì, con un copricapo piatto, con un copriorecchie da dove pendono delle bande sfrangiate che incorniciano il volto. Quindi, come ho detto prima, il defunto teneva la statuina nella mano destra. Molti dicono che siano rappresentazioni della Dea Madre. Io lo metto leggermente in dubbio. Sì, anche perché, ecco, io faccio un piccolo inciso, è dai tempi di Maria Gimbutas che abbiamo delle costanti interpretazioni relative a culti matriarcali, una cultualità molto proiettata in maniera esclusiva verso il femminile per l'Europa del Neolitico, ma noi in realtà, correggimi se sbaglio, ma non abbiamo una certezza a riguardo. Io sulle Veneri neolitiche, su queste rappresentazioni femminili anche leggermente successive, ho letto che ci sono diverse scuole di interpretazione che vanno dalla figura divina fino a anche semplicemente l'oggetto di pregio per celebrare una figura di spicco, l'oggetto d'arte. Ci sono veramente tante teorie a riguardo. Ma guarda, ti dirò che in ambito di necropoli le uniche che sono state trovate di questa tipologia sono state trovate a Cucuruzzarius, perché le altre simili, comunque dello stesso periodo, sono state trovate in centri abitati, in villaggi. Per me potrebbe essere definita quasi una sposa celeste, quindi un'idealizzazione di una donna, però è tutto da vedersi perché le teorie sono tante a riguardo. Poi ci sono altre immagini, forse di statuine, se te le ho mandate, l'immagine successiva. Certo. Subito. Se no, sai. Ecco qua. Ah no, quelle sono successive, no, non le ho mandate, però simili a quelle di Cucuruzzarius sono state ritrovate, è stata ritrovata per esempio anche una statuina di una donna con un bambino in braccio a Perfugas. E quindi altre molto simili, per esempio sono state trovate a Mogora, a Pusteris.
quindi allo stesso tempo, insomma, intorno al 4000 avanti Cristo abbiamo la prima città, quindi abbiamo Uruk in questo periodo in Mesopotamia. Cioè, quindi stiamo facendo insomma un parallelo tra la Sardegna e quello che succedeva nel resto del mondo conosciuto, nel vicino Oriente. E quindi contemporanee anche a queste statuine sono incisioni rupestri in Val Camonica, provincia di Brescia, quindi dove abbiamo forse la più ampia rappresentazione di petroglifi preistorici. Molto interessante in Sardegna è il Neolitico recente, parliamo dal 3200 a.C., di questa cultura straordinaria che era la cultura di Ozieri, dove in Sardegna nascono nuovi valori culturali, le forme ceramiche sono molto varie, forse l'immagine c'è lì, precedente a quella che ho vedere prima. Eccole, guarda qua. Sono rappresentazioni umane stilizzate che compaiono nella ceramica. Nella seconda, sotto, pare addirittura che sia una specie di ballo. E poi abbiamo queste decorazioni ricchissime, decorazioni incise, impresse nell'argilla. I motivi prevalenti sono cerchi, spirali, figure umane. Quindi dalle forme adipose che abbiamo visto precedentemente, infatti l'immagine successiva fa vedere proprio questo, quella che abbiamo visto prima, l'immagine femminile prende uno schema stilizzato. Le due statuine che vi ho fatto vedere prima. Dove la donna, insomma, la figura femminile diventa fusiforme e viene rappresentata in stile geometrico cruciforme, vedi? Questa è la statuina rinvenuta, la prima, nel villaggio di Turriga, che è vicino a Senorbi, e misura 44 centimetri. Quindi sono anche di grandi dimensioni, sì. Chiedono, si può specificare di nuovo il periodo sia dei vasi sia di queste statuette? In che periodo siamo? Siamo nel Neolitico recente, 3200 a.C. Inizia la cultura degli Ozieri, e quindi invece quest'altra mi pare che sia stata trovata proprio a Monte d'Accoddi, l'altra invece a placca traforata, come si può vedere, la figura del braccio è stilizzata e c'è un foro tra le mani, sono sui fianchi. E quindi queste è la nuova, insomma, visione della donna. Somigliano tantissimo e sono contemporanei agli idoli cicladici. Mentre gli idoli cicladici in realtà non è che rappresentassero esclusivamente la donna, ma anche musici, figure maschili. Non sono state trovate figure maschili, ecco, questo lascia molto in dubbio. E sono state comunque ritrovate, nessuna in ambito di necropoli, sia chiaro, ma nei villaggi, negli abitati. Quindi anche qui parlare di Dea Madre viene vita, poi magari qualcuno mi contraddirà, però quindi allora molto, molto interessante. Allora, dove sono conservate adesso queste statue? Allora, io penso che la statuina di Turriga sia al Museo Archeologico di Cagliari, mentre invece l'altra sia al Museo di Sassari. Grazie. Gran parte delle foto le ho fatte io, magari quando vado in giro per i musei, per i siti, quindi alcune invece lo ringrazio, me le ha fornite Paolo Lombardi di Nero Argento, che è un bravissimo fotografo, sono quelle che vedete dei siti archeologici. Allora, innanzitutto le persone vivevano in villaggi, in capanne che potevano essere costruite in pietra, con un muro circolare, ma poteva essere anche rettangolare. Questo non era, dove veniva adagiata una struttura in legno ricoperta successivamente da frasche. Questo è molto importante per quello di cui parleremo adesso. Non c'erano fortificazioni, molto raro che si trovassero anche armi, quindi parliamo di un popolo di una società dove non c'erano grandi conflitti, o forse quindi genti che coabitavano pacificamente il territorio sardo. Molto interessante sono le Domus de Janas, che sono delle sepolture scavate in rocce che si trovano in superficie
e anche nel sottosuolo, sono tombe ipogeiche. In tutta la Sardegna ne sono circa 1000 quelle che sono state individuate, con una maggiore concentrazione nella zona di Sassari, e le dimensioni dipendono dal tipo di roccia dove sono state scavate. Sono più piccole quelle che sono state scavate nel granito, perché per la durezza del granito, insomma, è molto difficile, e in genere quelle sono monocellulari, è molto difficile scavare nel granito più ambienti. E poi, mentre invece hanno ambienti più spaciosi quelle che sono state scavate nel tufo, nel calcare o nell'arenaria. Lo scavo veniva effettuato con degli strumenti di pietra appuntiti, pare che sia la tecnica alla campignana, dove si usava una pietra come cuneo e l'altra per la Capito. percussione. Allora, sono costituite da una o più stanze a forma quadrangolare o circolari, talvolta intercomunicanti. Adesso qui ne vediamo un paio che sono, io vedo la prima è Genna Salida Villa Sant'Antonio, poi abbiamo quella di Montessu a Sant'Adi, quindi siamo centro-sud, e le altre due sono comunque nel nord della Sardegna. Mi pare che sia Ossi. Allora, sono stati ipotizzati degli usi per questi edifici, cioè sappiamo, o è stato ipotizzato, immagino, che sapere magari è una parola grossa, ma se erano luoghi di culto, se erano luoghi, se erano abitati, non conosco. allora, queste sono esclusivamente sepolture. Queste sono necropoli dove venivano sepolte un numero infinito di persone, cioè quindi avevano un ingresso, come vedi, di forma quadrata, no? All'interno, come puoi vedere nelle due foto che riproducevano esattamente le caratteristiche di un'abitazione. Vedi che ci sono i pali per sostenere la volta del soffitto. Sì, ok, sì. Ci sono degli ambienti simili, poi più avanti si vedrà anche meglio. Se vai avanti, adesso vediamo anche. Ecco qua, ecco questa è veramente interessante. Questa Domus mostra alla perfezione, queste sono le foto di Paolo Lombardi, la necropoli di Chiaramonti, e mostra chiaramente, guarda il soffitto con le tavole, la riproduzione del soffitto. Sì. Quindi abbiamo proprio gli elementi tipici delle case dei vivi, no? Zoccoli, pilastri, basi, architravi, la trave centrale, i sedili, vai avanti, non so se qui si vedono, forse nella prossima si vedono anche i focolari. Controllo. Quindi praticamente tu mi stai dicendo che c'è una riproposizione degli ambienti reali, rituale, scolpita a rilievo nella roccia, cioè ricreare per il morto l'edificio, ma figurato, bello, molto. È molto interessante, veramente bellissime le Domus de Jonas in Sardegna. E una curiosità, il nome chiedono. Jonas significa case delle fate, perché proprio l'ingresso è talmente piccolo che se non stai attento rischi di rimanere incastrato, veramente, sono delle. E quindi si pensava dalla tradizione popolare sarda che potessero viverci le fate, degli esseri strani. Però queste sono leggende, sono molto successive. Ecco, vedi per esempio al centro della Domus un focolare, una falsa porta, che era quella che separava il mondo dei vivi da quello dei morti, e soprattutto, come puoi vedere sopra, delle rappresentazioni di corna taurine. Sì. Ma non una, due, tre, quattro, Oh. quasi come si volesse esaltare il potere della divinità. Adesso noi non sappiamo di preciso, anche perché non avendo nessun tipo di fonte scritta, troviamoci in un periodo così remoto,
quali fossero principalmente le divinità. Comunque nelle Domus de Janas sono rappresentate soprattutto le corna taurine, se più avanti lo vediamo bene. Ecco, io fermo un secondo, ringrazio perché qua per questa live Anna mi ha mandato un vagone di foto così che possiate, oltre che seguire il discorso, anche vedere. Quindi abbiamo tutto un percorso con un impianto grafico anche. Io ti ringrazio ancora perché insomma qua abbiamo spostato le live su un next level, siamo arrivati a delle lezioni vere e proprie, quindi ti ringrazio ancora tanto per l'impegno, per averci insomma, speso tempo. Ti ringrazio ancora tanto. Anche perché le protomi taurine potevano rappresentare l'elemento maschile. Adesso vedi per esempio la prima, che è la Domus di Sapala Larga di Bonorva, è dipinta, come puoi vedere, utilizzavano l'ocra e ci sono delle spirali. Probabilmente le spirali rappresentavano forse una divinità femminile, mentre invece, come puoi vedere a fianco, a Grugos abbiamo proprio una figura taurina, e ce l'abbiamo anche più giù a su Crocifisso Umano ad Alghero, mentre invece a Sant'Adi, a Montessu, abbiamo tutta una serie di spirali. Quindi è molto interessante questo discorso delle Domus de Janas. Io penso siano uniche, anche se qualcuno ha ipotizzato che gli Sciardana, o forse Atlantidei, credo più che altro, fuggiti dalla Sardegna, siano arrivati in Etruria e le tombe etrusche siano insomma del IX secolo a.C., inizio al IX secolo, forse anche oltre, forse il VII, siano andati sardi per farle simili ai Domus de Janas. Non possiamo dire chi è che si è inventato questa. No, non hanno concezione dello spazio e del tempo, cioè come è possibile che ci fosse ancora a memoria, insomma. Quindi queste sono uniche, sono bellissime, invito tutte le persone a visitarle perché sono veramente incantevoli. Tra l'altro io non ho messo una foto, ma voglio ricordare anche quelle di Sasconca Sauniferi, che hanno tantissimi ambienti, e tra l'altro nell'ingresso abbiamo delle figure di antropomorfi capovolti. L'antropomorfo capovolto, che poi vedremo in seguito quando vediamo le statue di Menhir, rappresentava l'uomo che a testa in giù andava nell'altro mondo. È molto interessante, sono dei petroglifi questi. Poi naturalmente si parla tanto di megalitismo. In Sardegna abbiamo tantissimi siti megalitici, abbiamo un grande numero di menhir, tra cui io ho fatto una fotografia di quello di Corudundu, vedi quello grande con l'altro piccolo a fianco, che si trova nell'Oristanese a Villa Sant'Antonio, è alto 5,75 m. Quindi insomma misure considerevoli, e quindi allora a questo punto per il megalitismo, come in tutte le popolazioni d'Europa, si richiede un'organizzazione di lavoro più complessa per reperire anche questi massi lontani, che non è che si trovavano sempre vicino, devono fare anche decine di chilometri. In Sardegna abbiamo tra le importanti culture megalittiche mai esistite, ospita un numero di monoliti sia isolati che in allineamenti rettilinei o anche in circolo, che per esempio, sì, questo ve l'ho imparato già, a partire dalla cultura di Ozieri, quindi vengono eretti un gran numero di menhir, in sardo sono chiamati perdas fittas, cioè pietre conficcate nel terreno. Quindi degli esempi molto interessanti si trovano a Plano Butteddu, vicino a Goni, che è costruita a custodia di delle tombe addirittura scavate nella roccia, cioè i menhir stanno intorno a una tomba, che veniva circondata questa sepoltura da una specie di recinto inviolabile. E poi si trovano al centro dell'isola il sito di Bire Concas, che significa sentiero delle teste, dove abbiamo sono circa 200 menhir scolpiti levigati, un allineamento solo di menhir. Ti chiedo questo,
spesso io ho sentito da parte di archeologi inglesi in particolare, studiando Stonehenge, Bedbury Ring e strutture analoghe, che quando si hanno delle opere megalitiche monumentali, perché di fatto insomma sono, possiamo parlare di opere monumentali, questo sottintende l'esistenza di una società che è già gerarchizzata, che è già stratificata. Allora, effettivamente per la Sardegna non è, finora, allora devo dire la verità, io un po' mi lamento perché secondo me il megalitismo, l'ipogeismo, un po' la società del Neolitico recente in Sardegna forse un po' è poco studiata e un po' sottovalutata. Ci si concentra forse eccessivamente sul periodo nuragico, no? Certo. Io invece, che tra l'altro non è il mio campo di studi, insomma, la preistoria. Io trovo questi monumenti estremamente affascinanti. No, di sicuro, ma anche perché A differenza di Stonehenge. oltretutto vuol dire che c'è vuol dire che c'era una realtà sociale tale da potersi permettere tutto il lavoro per edificare quelle che di fatto sono delle opere monumentali, e questo insomma sottintende una realtà che comincia, credo, ad avere già un minimo di cioè, deve necessariamente avere un surplus, perché mentre la gente si occupa di edificare opere monumentali non può occuparsi tutta completamente del ciclo Chi si occupa produttivo. dell'agricoltura, c'è chi si occupa della fabbricazione di ceramiche, c'è chi si occupa della tessitura. Di questo abbiamo prove tangibili e tantissime testimonianze, che la vita nei villaggi era intensa, però qui sia per le Domus de Janas che per le sepolture megalitiche, perché poi alla fine legate al culto funerario, sia i menhir che i dolmen, che abbiamo in Sardegna, veramente ne abbiamo tanti, sono legati comunque al culto dei morti. Quello che poi tanto si dice, per esempio, Stonehenge, noi sappiamo bene che si trova a 13 km a nord di Salisbury, no? Però è uno. Certo. È uno. E poi si dice anche, sia chiaro che anche quelli sardi fossero rovesciati e siano stati sollevati messi in una determinata posizione, no? Mm. E su Stonehenge, insomma, i dubbi sono tanti. Sì, 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 certo. Insomma, cioè l'alto allineamento, diciamo che si dice che sono lavori di ricostruzione che sono stati fatti nella prima metà del Novecento. Sì. Però diciamo che in Sardegna li troviamo soprattutto questi menhir, li troviamo soprattutto nel centro della Sardegna, nella Sardegna centrale. Diciamo che tutta l'isola è interessata dal megalitismo, non si può dire che sia una piccola parte. Infatti poi, se poi vai avanti, vedi un bellissimo dolmen. Un attimo. Ah, sì, sì, eccolo. Eccolo, che è il dolmen di Sacco Veccada, che è uno dei più importanti monumenti megalitici che abbiamo al mondo. Quindi al di fuori dell'isola, almeno i confronti che ho trovato io, sono confronti con i dolmen della necropoli di Al-Safat in Cisgiordania e con quello di Coste Rouge in Francia. Allora, è realizzato in tracchite e tufacea, presenta una pianta rettangolare formata da 3 grandi lasertostatiche ben squadrate. Quindi il quarto lastrone, quello che viene messo nella sommità, pesa 18 tonnellate, quello che si in struttura. Ok. Quindi potete immaginare lo sforzo che è stato fatto, insomma, per, no? Risorse, persone, tempo, quindi di nuovo appunto cioè, segni di di È una andata realtà. la parete posteriore di questo dolmen che doveva pesare in circa 27 tonnellate. Quindi e poi, come vedi più giù, abbiamo anche i circoli megalitici, verso la fine del V millennio, inizio del III. Si trovano soprattutto in Gallura. Sono tombe a circolo
E quindi sono costituite da pietre infisse verticalmente che seguono la circonferenza di un cerchio e delimitano un'area al centro della quale si trova un'urna in pietra di forma quadrangolare che probabilmente conteneva i corpi scarnificati dei defunti che erano ridotti a scheletri dopo una lunga esposizione alle intemperie, no? Agli agenti atmosferici. In questo periodo, in questo stesso periodo, abbiamo l'edificazione della piramide di Cheope. Ma quindi c'era un rito di inumazione che prevedeva la scarnificazione dei cadaveri? Sì. È curioso che ci sono dei paralleli con diverse culture del mondo, è interessante. Per questo che dico che in effetti la Sardegna è estremamente interessante. Cioè, sarebbe sufficiente vedere quello che abbiamo per renderci conto che veramente è tanto. No? Quindi non ci sarebbe neanche bisogno di tirare fuori teorie fantastiche, perché è veramente già tanto quello che c'è. Ma quello, guarda, questo qua come sfondi una porta aperta, cioè questo vale io credo per tantissime realtà della storia antica. Se si conoscono veramente, ci si trova davanti a cose talmente tanto affascinanti e di impatto culturale e anche impatto emotivo, perché credo che davanti a monumenti di questo tipo io non l'ho visto dal vivo, però credo che anche la carica emotiva vederlo non sia da poco. Quindi se si conosce veramente, se si comincia a conoscere veramente la storia antica, secondo me si scopre sempre che può essere altrettanto, se non di più, molto più coinvolgente e emozionante che le costruzioni rabberciate che abbiamo in diversi contesti. Ma penso che ci arriveremo, ecco, anche lì ci arriviamo. Certo, assolutamente. Poi nel Neolitico finale abbiamo un monumento che forse è uno dei più importanti monumenti sardi, che è l'altare a gradoni di Monte d'Accoldi. Il paragone con le ziggurat. L'avevo sentito, sì, sì. Anche perché se proprio devo fare un ragionamento, le ziggurat sono più recenti rispetto a questo monumento. Le ziggurat sono costruite in mattoni crudi, questo monumento è costruito in pietra. Quello che dovrebbe, insomma, naturalmente non in altezza, perché probabilmente in origine superava i 36 metri di altezza. Abbiamo la rampa, no? Che è quella proprio molto simile a quella delle ziggurat, e dovrebbe essere un altare dove si svolgevano dei rituali. Pare che siano state trovate tracce di sacrifici di animali per propiziare la rigenerazione della vita e della vegetazione, e grandi accumuli di resti di antichi pasti e oggetti anche utilizzati per i riti propiziatori. La ziggurat di Ur, come ho detto prima, è del 2000 a.C., quindi è più recente. Poi adesso arriviamo insomma a culture un po' più recenti, ci stiamo avvicinando alla fase finale del Neolitico e all'inizio del Neolitico, e abbiamo un museo a Laconi che ospita delle statue menhir, eccole. Quando io prima parlavo di antropomorfo capovolto, come puoi vedere qua, nella parte centrale di questi menhir abbiamo un volto a T. Vedi l'arcata sopraccigliare unita al naso nella parte sagittale. Poi all'altezza del petto abbiamo questo antropomorfo capovolto che rappresenta l'uomo che va nell'aldilà. Poi più in basso abbiamo un pugnale, rappresentazione di un doppio pugnale di tipo forse redemeliano, è molto simile a quelli insomma di queste culture, sono veramente interessanti. Invece abbiamo anche rappresentazioni femminili, come puoi vedere quella a fianco, ok? Che si vede sbozzati.
L'arma e il doppio piumale l'uomo rappresentano sempre in orizzontale, come se fosse all'altezza della cintura. E poi, come ho detto prima, la figura misteriosa, più misteriosa è l'uomo capovolto sul petto della statua. È stata interpretata come l'anima dell'uomo raffigurato nel menhir mentre cade nell'aldilà. Queste quando sono datate queste? Allora, qui siamo intorno al 2100 avanti Cristo. Però, come ho detto prima, l'antropomorfo capovolto lo troviamo anche nel Domus de Janas. Sì, quindi è uno stilema che è coerente nel tempo, insomma, quello. Sì, fino a un certo punto, perché poi dal 2100 al 1800 a.C. arriva in Sardegna la cultura del vaso campaniforme, del Belbec, che è una cultura diffusa un po' in varie parti d'Europa. Quindi appare in molte aree d'Europa, come ho detto prima, tra la fine del terzo e inizio del secondo millennio avanti Cristo. Le popolazioni vivono mischiate, sono identificabili anche in Sardegna, sono state trovate oltre alle manifatture vascolari molto simili a quelle che si trovano in Europa, io ne ho viste tantissimo per esempio in Spagna. Anche i braccioli di pietra levigata, cioè i brassard, che indossavano per attutire il colpo dell'arco quando tornava indietro, e poi usavano già pugnali di rame, qui siamo già nel rame, bracciali, anelli, e per la prima volta comprare un collier in oro in una tomba che si trova nel sud della Sardegna, a Bingemonti. Adesso, dopo questo, parliamo insomma iniziamo a parlare un po' sulla civiltà nuragica. Silenzio, timore, terrore, brividi. Ma no, ok. alla fine la civiltà nuragica altro non è che la graduale evoluzione delle culture preesistenti, cioè di quelle neolitiche ed eneolitiche. Quindi nasce nella prima età del bronzo, attorno al XVIII secolo avanti Cristo, e il nome deriva dal suo monumento più importante, che è il Nuraghe, insomma Nuraghe, che segna il territorio della Sardegna. Sardegna ha 7000 nuraghi censiti, ma dovevano essere veramente tantissimi di più. Cioè tuttora quando stai viaggiando in Sardegna, non solo c'è, per esempio c'è anche il Nuraghe che tu lo trovi nella statale, lo vedi dalla statale, no? Quando stai viaggiando nell'autostrada ti dice, oh guarda un nuraghe, guarda c'è un nuraghe là, qua, là. Quindi insomma sono ancora presenti. Allora, tutte le testimonianze di altri popoli che parlano dell'antica gente della Sardegna sono di epoca tarda, soprattutto sono fonti di età romana, e quindi non ci sono di grande utilità alla fine per capire la civiltà nuragica, perché sono notizie composte forse sulla base di leggende che sono state tramandate da generazioni. Poi soprattutto quando la civiltà nuragica ormai non esisteva più da diversi secoli. Quindi sull'origine del popolo nuraghi siamo abbastanza concordi, riteniamo che queste persone non provenissero dall'esterno, ma fossero gli stessi sardi che avevano dato vita nelle epoche precedenti, come ho detto prima, Neolitico, età del rame, in seguito alle trasformazioni sociali e economiche, seguite subito alla scoperta dell'utilizzo del metallo, cioè del bronzo in particolare, e si erano evolute su forme più complesse di organizzazione sociale, determinando anche la fioritura dell'architettura originale. Perché io parlo che sono state fondamentali le precedenti culture dell'età del rame? Perché intorno alla metà del terzo millennio avanti Cristo abbiamo una cultura che è chiamata cultura di Monteclaro, che si avverte soprattutto nella Sardegna nel nord l'interesse di proteggere gli abitati che vengono costruiti su delle alture difese nei lati più esposti. Sono delle enormi muraglie megalitiche, tra cui la più famosa è quella di Monte Baranta, che si trova vicino ad Alghero. Sono provvisti di ingressi che raccoglievano spazi ridotti sul bordo del pianoro, cammini di ronda, sono proprio delle vere e proprie strutture difensive. E quindi nei secoli successivi nascerà da qui l'idea del nuraghe. E quindi è una struttura che si evolve direttamente da modelli precedenti, quindi c'è una continuità, c'è un'evoluzione lineare, armoniosa. E ti chiedo subito, perché qua chiaramente una domanda che si sente ripetere a battello è: perfetto, a cosa servivano i nuraghe? Qual era
loro funzione. Ah, ok. Allora, io qui faccio delle considerazioni personali. Allora, diciamo che si discute tantissimo su quale fosse la funzione o la destinazione d'uso dei nuraghi e non è stata tuttora ben definita. Vengono proposte molte ipotesi differenti. Io penso che l'interpretazione funzionale di questi edifici debba ancora progredire. Quindi una percentuale altissima di nuraghi, per esempio, non è stata mai indagata archeologicamente, si tende più che altro a occuparsi dei nuraghi complessi, quelli insomma più pluristratificati che d'altronde hanno avuto frequentazioni dal Bronzo Medio fino all'età romana. Anzi fino al Medioevo addirittura alcuni nuraghi. E quindi la vexata a questo riguarda vecchi studi dove si riteneva che la civiltà nuragica fosse di tipo tribale, patriarcale, organizzata in piccoli cantoni con genti che si facevano la guerra continuamente tra loro, sempre in armi, e che erano esclusivamente delle fortezze destinate della resistenza contro ipotetici invasori. Ma chi potevano essere gli invasori? A me, a me pare impossibile, no? In un periodo così lontano, invasori che venivano dall'esterno. Sì, in effetti, perché stiamo parlando, ricordiamo di nuovo, perché qua appunto la gente che arriva e chiede, stiamo parlando di... Sì, stiamo parlando del XVIII secolo a.C. Sì, ok, cioè immaginarsi la necessità di strutture difensive articolate contro un'ingerenza esterna in quel periodo, sì, è abbastanza... Un'ingerenza esterna talmente massiccia da necessitare delle opere difensive è un po' eccessivo. Ma diciamo che qui io non ho parlato perché mi è stata fatta questa domanda, ma prima dei nuraghi veri e propri c'erano i protonuraghi, c'era una prima fase di nuraghi, che sono quelli che sono costruiti dal 1700 al 1500 a.C. Poi passiamo al Bronzo Medio, quindi siamo XVIII-1500 a.C., dove abbiamo proprio la costruzione dei primi nuraghi. Quello che stavo dicendo io, quindi si cade in errore, no? Per me erano edifici che avevano polifunzionalità, a parere mio, sia diacronica che sincronica, legata al territorio dove erano ubicati. Le torri furono aggiunte nel tempo, magari si incominciava con la costruzione della torre centrale del mastio, no, poi ci si allargava, si costruivano ulteriori torri. Avevano sicuramente destinazione militare in molti casi, diversamente non erano dotati di spalti, di feritoie, di antemurali. Avevano funzione anche civile, erano luoghi di aggregazione sociale, sorgevano su alture, valli alluvionali, lungo le coste, nelle isole minori, quindi non può essere una sola la funzione del nuraghe. Non è univoca la loro distribuzione territoriale. Durante la tarda età del bronzo in Sardegna abbiamo un aumento della quantità di materiali, per esempio di esportazione, la crescita della popolazione, abbondano le risorse integrate che garantivano anche un surplus di produzione. Quindi e in questo periodo cominciamo ad avere i primi contatti veri e propri con gli altri popoli del Mediterraneo. Però persone che dicono che i nuraghi che hanno ormai 500 anni di vita, a un certo punto, intorno al X secolo, perdono l'importanza strategica, non vengono più costruiti. Però io trovo assolutamente senza senso appoggiare tesi recenti dove i nuraghi sono visti con funzione prevalentemente astronomica. Cioè, osservatori fissi della volta celeste edificati secondo precisi allineamenti con gli astri, quindi un orientamento che segna attraverso il flusso della luce, il ripetersi di solstizi ed equinozi. Tant'è vero che molti, per esempio, vedono il giorno del solstizio d'inverno la nascita di un toro di luce dai finestrelli di scarico dei nuraghi. E quindi cosa dobbiamo pensare? Se tutti questi nuraghi che caratterizzano il paesaggio sardo fossero tutti dei templi edificati per marcare l'orizzonte, pensiamo che gli abitanti che facevano tutto il giorno stavano a guardare le stelle. Sì, certo, sì, vabbè, qua diventa surreale, no? Ma la cosa che stupisce è vedo che alcuni del pubblico che ci seguivano avevano effettivamente, qualcuno c'era già arrivato, qualcuno aveva detto, dice, ma degli edifici del genere che avessero un'unica singola funzione
è assurdo. Quindi bravi, vedo che insomma, c'è qualcuno che ha i neuroni molto attivi. No, beh, ma a questo punto, quando cadono in disuso, però, ci sono delle teorie sul perché, quando smettono di venire edificati? A parte lo tsunami. Vabbè, no, vabbè, a parte lo tsunami, sì. A parte lo tsunami. Allora io penso che alla fine la costruzione di un complesso come Nuraghe richiede un enorme sforzo da parte della popolazione. Perché no, alla fine non si decide, insomma, anche parlavo infatti anche di influsso di frequentazione anche di genti che venivano da Cipro, che venivano forse anche i micenei, anche se le stazioni micenee sono poche comunque in Sardegna. Comunque popoli che venivano dall'esterno, che portavano anche, come dire, a un certo punto la Sardegna era diventata molto importante perché era l'isola più importante per quanto riguardava lo scambio dei metalli. Perché trovandosi in una posizione strategica, poi non so, poi ci sono delle cartine che poi analizzeremo per quanto riguarda l'estrazione e il commercio dello stagno. Perché sì, quindi è una società che cambia come cambiano tutte. Se per esempio io decido di non costruire più il grattacielo e a un certo punto mi viene in mente di costruire, che ne so, una casa a un solo piano, no? Anche perché lo fanno tutti alla fine, no? Cioè può essere che abbiano deciso di non impegnarsi così tanto in questo sforzo sovraumano di costruire torri e poi d'altronde se poi vedi le immagini precedenti che ho messo di Nuraghe, in particolare quello di Barromi, ci sono villaggi costruiti intorno a Nuraghe, villaggi di capanne, la gente continuava a abitare, ci sono anche nuraghe e ci sono anche villaggi che non sono legati a nessun nuraghe, no? Quindi abbiamo villaggi che poi sono villaggi santuario bellissimi, come quello di Romanzesu, come quello di Santa Vittoria di Sterri, però a un certo punto la Sardegna, ecco, per la sua posizione, diventa un punto fondamentale. Adesso io guardo bene la cartina, cerco di guardarla bene perché è un po' piccola. Noi sappiamo, allora in Sardegna sono state fatte diverse indagini riguardo alla presenza di minerali e diciamo che lo stagno è presente in una percentuale talmente minima che non permettesse l'estrazione di certo in quel periodo, mentre invece i principali giacimenti di cassiterite li abbiamo per il vicino oriente, li abbiamo in Afghanistan. Ma se poi andiamo a guardare questa cartina, vedi infatti, quindi probabilmente popoli come gli Ittiti, per non dire le civiltà mesopotamiche, magari per loro era più facile che il rame arrivasse via terra dall'Afghanistan, mentre invece per quanto riguarda le popolazioni dell'Egeo, spostandoci, no? Era molto più comodo arrivare, per così dire, alle miniere della Spagna, le miniere che si trovavano soprattutto nel nord della Francia, ma in particolare il punto rosso dove pare che ci fossero i principali giacimenti stanniferi, sono l'isola Cornovaglia. Anche in Germania ci sono, nella regione del Zeebrugge ci sono giacimenti stanniferi. Com'è che arrivavano da noi? Allora, è un discorso abbastanza complesso perché qui si parla di marineria nuragica, che per me è un argomento abbastanza complesso da affrontare così semplicemente. Allora, finora non abbiamo nessun relitto, per esempio abbiamo il relitto di Uruburun, no? In quel periodo là stiamo parlando del tardo bronzo, che nel suo carico mostra una grande varietà di oggetti preziosi, lingoti di stagno, lingoti di rame, ma le miniere di rame principali le abbiamo a Cipro e le abbiamo in una zona che si trova a Timna, che è una zona che si trova tra Israele e la Giordania. Mentre invece io penso che fosse un po' complicato per micenei, ciprioti, eccetera, attraversare lo stretto di Gibilterra, circumnavigare
la Spagna, la Spagna occidentale, e arrivare fino alla Cornovaglia. Quindi probabilmente non è da sottovalutare che esistesse anche un commercio via terra, anche un tipo di commercio fluviale, anche perché l'Ebro e il Rodano erano navigabili. È molto semplice arrivare, le correnti permettono molto facilmente di arrivare dalle isole Baleari alla Sardegna. Il viaggio opposto no. Sì, me lo stavi raccontando questo, vuoi spiegare come mai? Perché sarebbe stato necessario partire dalla Sardegna occidentale, costeggiare la Corsica, arrivare fino alla costa ligure e fare tutto questo giro per arrivare in Spagna. Con le imbarcazioni almeno del tempo. Chiaro. Mentre invece pare che le popolazioni della terra di Canaan, parliamo prima, insomma, prima dei protofenici, come li possiamo chiamare, oppure i ciprioti, arrivassero in Sardegna, ma probabilmente il rame, cioè lo stagno, arrivava in Sardegna direttamente dalla penisola iberica, c'era bisogno di fare tutto questo giro. Capito? E quindi un approvvigionamento dalla Spagna alla Sardegna, ho capito bene? Dalla Spagna, poteva essere anche dalla Francia, come vedi sono dei Sì, giacimenti sì, qua, certo. Sì, poteva sì, venire sì, sì, anche sì. via terra dalla Germania e poi passare Certo. per Liguria, cioè c'erano tante ipotesi, però quella che a me crea dubbi è proprio l'attraversamento dello stretto di Gibilterra per arrivare fino alla Cornovaglia. Perché non ridimensionare anche il ruolo delle popolazioni locali? Era molto più facile per loro attraversare la Manica, no? Sì, certo. Quindi, quindi infatti poi nell'altra immagine che io ho messo c'è anche un'altra che ho realizzato più o meno io. Mhm. Ecco, se puoi ingrandire un pochettino così lo vediamo insieme. Guarda qua, ci sono le principali rotte che portavano, diciamo, i metalli in Sardegna. Come vedi, io l'ho segnata da qua, dalla Sardegna, che è il Mar Ligure, poi si arrivava alla Spagna, ma dalla Spagna sicuramente i commerci avvenivano, come ho detto, per via fluviale, per via terrestre, fino ad arrivare probabilmente alle isole Baleari. Da non trascurare neanche l'area dove poi sorgerà Cartagine, cioè l'area della Tunisia, Malta. Qui abbiamo anche la Grecia, aspetta, rimpicciolisci un po'. Abbiamo importanti miniere nell'Aurion, oltre Cipro, vedi, questa dovrebbe essere la zona di Timna tra Israele e la Giordania. Quindi, insomma, come puoi vedere, diciamo che non è che si arrivasse direttamente, si facevano delle tappe. E tuttora non sappiamo neanche da chi fossero composti gli equipaggi, probabilmente erano equipaggi misti che si muovevano tutto il Mediterraneo. Questo per quanto riguarda la età del bronzo. Quindi una realtà di commerci che è sicuramente molto fluida, ma appunto più che immaginare il singolo, la singola nave fenicia che prende protofenicia che prende da Canaan e arriva fino in Sardegna o oltre, fino in Spagna, fino, come si diceva prima, alle Cassiteridi, la Cornovaglia, e torna indietro, noi dobbiamo immaginarci tutta una serie di checkpoint, ecco, se vogliamo, di tappe intermedie, e tappe intermedie magari nelle quali correggimi se sbaglio, il prodotto, in questo caso il metallo o ciò che si vendeva o si barattava per il metallo, passava di mano in mano, ciurme diverse, gente diversa, quindi una realtà cioè, enormemente fluida, anche a questo punto direi culturalmente fluida. Io ho sempre sostenuto che fino al Medioevo, poi dal Medioevo la cosa inizia un po' a cambiare, però fino al Medioevo il Mediterraneo è un mare che unisce, non è un mare che divide. Sì, assolutamente. Ma poi infatti noi parliamo anche di materiali sardi che sono stati rinvenuti all'esterno della Sardegna
e qui parlo del tardo bronzo perché abbiamo un lotto di materiali sardi a Comossa, a Creta, abbiamo dei materiali, adesso stanno aumentando anche di numero a Cipro. Che materiali nello specifico? Sempre esclusivamente materiali ceramici. Quindi possiamo anche pensare, pare anche a Cannatello in Sicilia, quindi possiamo anche pensare al fatto che magari i sardi viaggiassero e poi anche prodotti di imitazione, per esempio con l'argilla locale loro riproducevano forme ceramiche tipiche sarde. Per questo che io dico che sono fondamentali a questo punto negli studi, almeno non si possono fare studi di comparazione, qui sono necessarie analisi sulle ceramiche, sulla provenienza delle ceramiche, delle argille e analisi anche sulla provenienza dei metalli, perché datare i metalli è impossibile, però almeno si può capire da quale miniera provenivano. Certo. Per fare un ragionamento, ecco, che abbia più senso logico. Adesso abbiamo visto gli elmi sardi in Danimarca, insomma, cioè, bisognerebbe superarlo un po' il discorso dello studio comparativo, no? Sì, anche perché mi hanno chiesto anche oggi a riguardo cosa ne penso se ho letto lo studio della Vanchilde. Sì, ho fatto un piccolo filmatino a riguardo, perché però era incentrato più che altro su come lo studio era stato stuprato da quell'articolo di Repubblica orrido. Sì. Ma al di là di quello, cioè, sullo studio, detto immaginifico, interessante, però se ci si ferma appunto a fare semplicemente uno studio comparativo da un punto di vista stilistico, questo assomiglia a quest'altro, manca un po' di spessore, cioè tra il possibile, perché tutto quasi tutto è possibile, ma tra il possibile e il plausibile c'è un mare e per colmarlo c'è bisogno di prove tangibili, di un'analisi più approfondita. Partire analizzando i metalli per capire da dove provenivano i metalli usati per realizzare questo o quel manufatto, direi che è già qualcosa che aumenterebbe lo spessore di uno studio di questo tipo. Sì, poi diciamo che noi effettivamente i nuraghi, come ho detto prima, li abbiamo indagati ben poco, però soprattutto negli ultimi 50 anni tantissimi nuraghi sono stati abbattuti, perché nel 1820 Vittorio Emanuele I, quando la Sardegna era passata al Regno di Sardegna, insomma, in mano a Savoia, c'era stato l'editto delle chiudende che aveva cancellato la proprietà collettiva tipica della Sardegna, aveva imposto la proprietà privata. Quindi cosa succede? Che abbiamo lo smantellamento di molti nuraghi per le recinzioni dei terreni. Lo sviluppo anche della rete stradale, della statale che abbiamo noi, dove c'è stata la depunizione di molte torri nuragiche per ottenere pietre per le massicciate. Quindi molto probabilmente i nuraghi erano molti di più. Qui proviamo a immaginare uno scenario anche del bronzo finale, no? Dove quando i nuraghi non si costruivano più, e però abbiamo testimonianza di come erano fatti dai modelli di nuraghi, dalle produzioni in bronzo. Cioè il paesaggio era completamente segnato dalla presenza di queste torri. Ma c'è un'attestazione di squatting delle strutture nuragiche, nel senso una volta che cessano di essere un punto focale di riferimento, comunque vengono abitate, vengono tutte o in parte, alcune porzioni vengono riutilizzate, mi dicevi? In Sì, alcuni casi. addirittura le capanne per esempio venivano costruite addossate ai nuraghi. Il nuraghi poi alla fine è diventato anche un simbolo all'interno dei nuraghi. Io ti ho mandato un'immagine dove c'è un bellissimo altare all'interno di un nuraghe, che è quello del nuraghe sul mulino di Villanova Franca, e quindi potevano diventare anche luoghi dove si praticava il culto. Ma questo dopo che avevano perso la loro, quando non venivano già più costruiti. Qui vedi per esempio, sì, questo è il modello di altare che abbiamo all'interno del nuraghe su Mulino. Abbiamo il villaggio di capanne di Barumini, di Sunuragi, che come vedi sono tutte addossate intorno al nuraghe.
certo. E poi abbiamo una società che costruisce altre opere, vediamo un po' se vai un po' avanti. Eccoci qua. Ah vabbè, questa è l'unica sepoltura di età nuragica, tranne i tafoni che venivano scavate nelle rocce in Gallura, Ah, sono le famose tombe dei giganti. Questa è la tomba dei giganti di Senettomes che si trova ad Orgali. Sono diffuse abbastanza uniformemente in tutta la Sardegna, da nord a sud. Soprattutto sono concentrate nella parte centrale dell'isola. Eh, mh, Come ho detto prima, gli altri tipi di sepolture, oltre a quelle a tafone che si trovano in Gallura scavate nella roccia, abbiamo le sepolture a pozzetto, però sono molto più recenti, che abbiamo vicino al tempio di Antas, a Flumini Maggiore, e i sepolcreti di Montebramo. E vengono chiamate tombe dei giganti per le dimensioni, cioè il corpo tombale era il più lungo che è stato trovato è quello di Lilonghi, della tomba dei giganti di Lilonghi Arzaccherà, addirittura di 27 metri, e la camera funeraria che la più grande è quella di Goronna, la tomba dei giganti di Goronna Polilatino, 18 metri, ma in realtà erano sepolture collettive. ah, Sì, quindi capaci di contenere diverse decine di sepolture, forse anche centinaia. Quindi davanti all'ingresso di c'era una stele vista, quella stele centinata che c'è nell'immagine, che ha una forma semiogivale, con una cornice in rilievo, alla base del quale è scolpito il portello di accesso alla tomba. Forse nella simbologia rappresentava l'ingresso nel regno dell'oltretomba. E poi si trovano anche presso le tombe dei giganti, si trovano anche i vetili, che possono essere di medie e grandi dimensioni, da 1 a 2 metri di altezza, e si rinvengono nelle vicinanze di queste tombe. Spesso sono provvisti anche di, come per esempio alcuni a Montebrama, infatti Montebrama non è che sono solo le statue, ah. ma ci sono anche i betili a oculi con dei fori nella parte sommitale e tantissimi modelli di muraglia. Quindi non solo statue che rappresentano guerrieri. È questo uno dei betili di cui... Sì, questo Sì. è uno dei betili che è stato rinvenuto a Montebramo. Sì. Poi tornando più indietro, abbiamo parlato di un'organizzazione differente. La vita si svolge intorno ai villaggi e molto importanti in questo periodo. Siamo siamo all'inizio del bronzo finale, e abbiamo la costruzione dei famosi pozzi sacri. Pozzi e fonti sacri, che erano edifici legati al culto delle acque. La maggior parte dei bronzetti sono stati rivenuti presso questi edifici. Quindi sono composti da un vestibolo o da un atrio che precede la scala d'accesso alla fonte. Diciamo che nelle fonti sacre, essendo proprio alla base, insomma, c'è una media di 3 gradini, invece per i veri e propri pozzi le gradinate non so, potevano essere anche 20-30 gradini. E quindi era provvisto di sedili in pietra ai lati dove venivano deposte le offerte e si svolgevano i rituali. Sotto il pavimento dell'atrio è realizzata una canaletta di scolo per la raccolta delle acque, e poi c'è la scala che scende sino alla base della camera a Tolos. Questo nei pozzi sacri, mentre invece, come detto prima, le fonti sacre captavano direttamente la vena sorgiva a livello del piano di campagna, quindi bastavano 1 o 2 gradini, non era necessario. E poi c'era una camera coperta a falsa volta, per gran parte interrata, anziché emergere nel suolo, che custodiva la vena sorgiva. A volte troviamo anche un recinto sacro che delimitava l'area del culto intorno al tempio. Il più famoso di tutti è quello di Santa Cristina, di Paoli Latino, che però diciamo che
Vorrei che mettessi l'immagine della fonte sacra del Sud in Piesio, perché così la possiamo vedere in elevato, perché Ok, eccola qui, un attimo che la stavo cercando. sì, Ecco qui. ecco, questa è splendida, si è conservata, diciamo, nella sua interezza ed è anche l'unica, nel senso che c'è stato probabilmente un crollo dalla collina e quindi è rimasta coperta completamente, si è salvata. E quindi possiamo vedere da qui veramente come erano, cioè i pozzi, adesso non è rimasta da nessuna parte la copertura. Questa è una fonte, non è un pozzo. Ed è l'unica dove possiamo vedere, ma poi se vedi poi c'è anche un modellino di nuraghe che mostra un altro tempio a pozzo e mostra come dovevano essere fatti, che ne aveva una copertura. Se tu vedi il pozzo di Santa Cristina, lì manca completamente la copertura, probabilmente è stata asportata, come nella maggior parte dei pozzi sacri. Dunque, vediamo un po'. Sì. Ma quindi c'era anche tutta una sfera culturale legata alle acque. Sì, sembra che quello predominante fosse il culto delle acque. Non ci restano effettivamente nomi di divinità, noi non sappiamo minimamente quali fossero le divinità o il tipo di culto che seguivano i nuragici. Se non altro possiamo ricavare qualche informazione dai bronzetti, anche sulla vita sociale che conducevano. Anche perché in genere i bronzetti che sono considerati ex voto sono stati trovati in particolare, sono stati trovati sì, inabitati, sono stati trovati, ma ne sono stati trovati tantissimi presso i pozzi sacri. Come si può vedere qua, per esempio, abbiamo anche un guerriero a quattro occhi, quattro braccia, che poteva chiedere anche, per esempio, alla divinità la duplicazione della forza. Cioè, quindi un ex Mentre, voto? sì, mentre invece gli altri che ci sono in queste immagini sono tutte immagini di guerrieri, le prime due sono di guerrieri vestiti nelle maniere più differenti, come vedi uno indossa un elmo cornuto, mentre invece l'altro è una calotta, è vestito quasi come un soldato a Silo, se tu vuoi guardare bene, no? Questo è il modellino che sembra. Mentre invece l'altra figura rappresenta probabilmente un personaggio eminente, forse un capo, aveva un bastone, una specie di scettro, un mantello. Quindi sono molto interessanti per capire, insomma, un pochettino com'era la società. Se poi vai più avanti vedrai altre immagini. Allora, la maggior parte rappresentavano sicuramente guerrieri, uomini, però qui per esempio abbiamo degli offerenti, abbiamo una donna che offre, penso siano delle forme di pane, abbiamo una sacerdotessa con un ampio cappello e poi abbiamo una figura che possiamo definire mitologica, Un un toro centauro? androcefalo, un toro androcefalo. Cioè vedi che è un toro che ha anche una gualdrappa, hai visto, sulla schiena, e ha il volto umano. Vero. Sì. Come vedi qui sopra una specie di pennacchio sulla testa. Vai a capire, no? Sì. Però sì, evidentemente cioè, evidentemente c'è un volto umano, sì. Sì. Chiaramente mancando il grosso problema in questi casi è che mancando un supporto di fonti scritte, riuscire a interpretare, avere soprattutto figure che fanno parte della sfera del mito diventa molto molto difficile. Sì, è veramente complesso, cioè per me molti dicono di avere in tasca la verità su quale fosse la religione nuragica, io dico invece che non abbiamo al momento proprio quasi poco o niente, a parere mio. Perché chiedevano molto prima, ma avevano fatto un paio di domande relativamente alla lingua. Noi sappiamo che lingua parlavano i sardi nuragici o no? Allora, quello che è rimasto dell'antica lingua sono dei relitti linguistici che possono essere per esempio dei toponimi, per esempio il nome di una città, Tarros. Tarros non la puoi rintracciare sicuramente né
non è né un toponimo che deriva dalla lingua semitica, e ancora meno non si riesce neanche a inquadrare tra le lingue indoeuropee. Anche Nur. Quindi noi, probabilmente i sardi avevano una lingua antica, ma come tutti i popoli del resto, però non avendo la scrittura, a noi non è rimasto praticamente nulla. Cosa facevano a un certo punto, verso il bronzo finale? Cercavano di, abbiamo trovato dei reperti, l'Ambrocheta Squede di Nuraginiedu, per esempio, e anche lo spillone di Antas, che presentano segni alfabetici. Sullo spillone di Antas non è chiaro se siano fenici, potrebbero essere anche teociprioti, ci sono diverse scuole di pensiero, ma sulla brocchetta square di Nuraginiedu sono lettere dell'alfabeto fenicio, disposte in un modo tale che non si capisce niente. Non è che magari loro volevano esprimere il pensiero nella loro lingua utilizzando un alfabeto che non era il loro. In questo sarebbero vicini e coerenti con moltissime altre civiltà che avevano una lingua, ovviamente non avevano un alfabeto, ma magari andavano a utilizzare quello di culture vicine. A me viene in mente immediatamente un parallelo con l'alfabeto lepontico, che di fatto è una simbologia di etrusco, che però è utilizzato dalle popolazioni celtiche tra il nord Italia, la Lombardia e il Canton Ticino. In area insubre, quindi l'utilizzo dell'alfabeto di un altro popolo per scrivere però nella propria lingua, non è, quindi è veramente molto molto interessante, e diciamo che riconduce il mondo nuragico in un'ottica analoga a quella di altre popolazioni dell'Evo antico. Però prima hai fatto un'affermazione importante, hai detto che, ecco, a parte questi casi specifici dove si usa, comunque appunto viene utilizzato un alfabeto fenicio, i sardi nuragici non scrivevano. Eppure ultimamente io ho visto che ci sono delle pubblicazioni che sono uscite parlando di Ogam sardo. Sì, lo so, sono malvagio. Guarda, l'ultima immagine che ti ho mandato, che è quella più significativa, se la vuoi mostrare, possiamo fare una discussione su queste teorie. Immediatamente. Poi ci vediamo il nostro amico Giacomo la prova, poi il latino, che il latino deriva dal sardo, no? Di questo ne abbiamo già parlato abbondantemente, se vuoi qualche cenno lo posso fare anch'io sull'inconsistenza di questa tesi. Allora, Ogam, perché Ogam? Guarda la prima immagine, vedi che ci sono dei segni. Questo si chiama Samandra Manna e si trova a Tula, ed è un sito veramente interessante perché noi possiamo pensare anche tante cose, per esempio, non è che affilavano le lame, questi sono segni lasciati dalle lame, però ci sono anche dei punti, non è che magari contavano, facevano questi punti perché contavano il bestiame, ok? Per dire, cioè, idee un po' così, a parte che quello è un sito bellissimo, che ha un impianto del Neolitico, è fantastico quel sito, veramente. Però, quando è stata tirata fuori l'ipotesi dell'Ogam sardo, io ho chiesto a chi, insomma, ha proposto questa teoria, quali fossero le basi scientifiche per affermare un'ipotesi del genere. Comunque lui è partito dalla Scozia, dai Brock scozzesi, Fatto un parallelo tra i Brock e i Nuraghe? Sì, sì, ma i Brock, insomma, sono del primo secolo avanti Cristo, lo sappiamo, insomma, quindi cioè, no, non possiamo paragonarli ai nuraghi, cioè non è che tutte le torri turrite sono nuraghe, comprese le costruzioni medievali dello Zimbabwe, no? No, perché loro dicevano, ma è facilissimo, cioè i Shardana, non i sardi naturalmente, perché i nuragici non è che avevano questi poteri, non essere Shardana per avere i superpoteri, no? Superavano lo stretto di Gibilterra, circumnavigavano tutta l'Africa, doppiavano il Capo di Buona Speranza, arrivavano fino in Zimbabwe a procurarsi lo stagno, poi tornavano in Sardegna. Perché gli piaceva fare le cose semplici. Cose abbastanza complesse, no? Quindi quando questa persona mi ha diciamo, fatto questi ragionamenti che non avevano né capo né coda, io l'ho anche parecchio, come dire, criticato, ci sono state delle discussioni, ma naturalmente allora io dico questo,
vi fa comodo, chiunque sia, anche se non ha la preparazione, anche se basta che dica delle cose che piacciono a voi. A voi vi piace l'idea che esistesse questo Gansardo, una scrittura di 5.000 anni fa, che precedeva addirittura la scrittura cuneiforme. Sì, che poi oltretutto io questo ci tengo a specificarlo perché da amante, persona che ha studiato, sono laureato con una tesi sui galli cenomani, io amo molto le popolazioni celtiche, la cultura celtica mi piace, è qualcosa che sento molto mio, ecco, e l'Ogham è qualcosa che nasce esclusivamente nelle isole britanniche, ad essere precisi è qualcosa che si sviluppa tra Irlanda, Scozia e abbiamo qualcosa anche nel Galles del Nord, probabilmente per influsso degli Scoti, corsari irlandesi, ma è qualcosa che nasce tra il tardo antico e l'alto medioevo. Quindi parlare di Ogham in età nuragica, cioè, retrodatiamo di quanto, cioè è surreale il concetto, e che io temo che purtroppo, dato che c'è stato un periodo, io mi ricordo cos'era nella seconda metà degli anni 90, nel quale, e i primi anni 2000, nel quale i Celti tiravano tantissimo. In edicola trovavi 7, 8, 10 riviste diverse, tutte uguali, con il CD di musica celtica e dentro la rivista delle cose orride che andavano dalle fatine fino alla discendenza di mezzo nord Italia da parte dei galli, tutti alti biondi con gli occhi azzurri. E ecco, dato che c'è stato questo periodo, io temo che dire scrittura nuragica e basta, dire Ogham sardo invece si fa questo Sì. aggancio con qualcosa che tira, che è di moda. Quindi... Ma non è che tira solo lo Gansardo, tira anche la scrittura nuragica. Vedi adesso queste immagini, per esempio, allora, uno studio che è iniziato parecchi anni fa, no? Vedi quella matrice, questa è la famosa tavoletta, non l'anello, la matrice a fianco, è la famosa tavoletta Ezrikottu, dove sarebbero custoditi i veri nomi dei giganti di Montebrama. Se tu, io di queste ne ho viste tantissime, ne ho viste a Cividale, ho visto anche le fibbie proprio dei Visigoti, che sono molto simili, le ho viste al Museo di Barcellona, non è che io non giro e non vedo. Ah, questa è chiaramente una decorazione fitomorfa, non è scrittura. Cioè, se tu la cioè, fitomorfa, spiego, insomma, che rappresenta piante. Se tu la pieghi in due, combacia. Ti pare che possa esistere una scrittura di questo tipo? Assolutamente no. Ma sì, ma Quindi, è un motivo simmetrico, artistico, sì, è abbastanza evidente, certo, insomma. era una matrice per fibbie di età tardo antica, cioè li usavano dai bizantini, i longobardi, lo usavano i visigoti. In Sardegna ci sono stati tutti, però siccome è stata trovata vicino un nuraghe, famoso nuraghe Zricottu, e questa insomma è la base. Poi sopra c'è un pozzo, no? Che si trova nei Sims, per cui io sono stata coinvolta personalmente in questa faccenda perché sono stata contattata dallo scopritore che mi ha chiamata, ho chiesto naturalmente autorizzazione alla soprintendenza. Nel mio paese, sempre a Cabras, tutto a Cabras, se sia chiaro, non al centro proprio. E sono andata a vedere, mi hanno chiamato a vedere questo posto, in effetti aveva una forma insolita, visto così, no? E mi ha detto, oh, no, qui abbiamo un pozzo nuragico con iscrizioni proto-cananaiche. Mamma mia. Guardalo bene, in grandiciclo c'è scritto 1942 SV. È il pozzo. Ed è praticamente un pozzo che è stato costruito proprio all'inizio del Novecento. Sì, è vero, sì, 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 sì. All'inizio del Novecento per abbeverare il bestiame. Si trova vicino a una laguna, insomma, nel momento in cui
l'acqua è diventata salmastra, è stato abbandonato, ma io ho parlato anche col proprietario del terreno e mi ha detto: "Guarda Anna, quello probabilmente ha scritto mio nonno, ci pasticciavo anch'io con un punteruolo quando ero ragazzino". Secondo c'è scritto, qualcosa tipo Yabaliana, Signore Dio, non so cosa ci sarebbe scritto, però, anche quell'anello che vedi, anello di bronzo, è molto, molto interessante perché infatti devo ringraziare, il dottor Stiglitz, Alfonso Stiglitz, perché un pochettino abbiamo lavorato assieme, nel senso che, prima l'abbiamo mandato quest'immagine l'abbiamo mandata a Paolo Xella, per capire se effettivamente potevano essere scritture di una scrittura semitica, anche perché è stata data per certo nuragica, proto-cananaica, googlita, di tutto c'è dentro, come che googlita fosse un mistero e non si sapesse che scrittura fenicia di Biblos, no? Sai, usi il termine googlita, ma chi lo capisce? Proto-cananaico, Strano. accidenti, no, hai capito, no? Niente, fatto sta che ha negato completamente Paolo Xella che si trattasse di iscrizioni semitiche. Io e il dottor Stiglitz ci siamo messi il dubbio, ci ha detto anche lui: "Andate a vedere un pochettino se non è un'iscrizione araba". Ed è un'iscrizione araba talmente elementare che ce la potrebbe tradurre chiunque, perché io l'ho mandata all'Università di Tunisi, e c'è scritto: "La forza e il potere appartiene a Dio". Ecco, Ok. questo era l'anello nuragico, hai capito, quindi tanto di scrittura. Adesso non per entrare in polemica, no, però almeno davanti all'evidenza ammettile certe cose, invece non le vogliono ammettere, non c'è verso. Un po' come il discorso del latino che deriva dal sardo, Sì, va bene. che vogliamo parlare di questa ipotesi, si sa benissimo che forse il sardo è la lingua che ha conservato le maggiori caratteristiche del latino, tra tutte le lingue romanze. È interessantissimo il discorso, anzi sarebbe utile che in Sardegna ci fosse il bilinguismo, traguardo che non siamo ancora riusciti a ottenere. Però da qui ad andare a inventarsi delle fesserie del genere, tirando fuori anche il vaso di Bueno, un mondo dove probabilmente gli abitanti di Atlantide, che poi alla fine erano Sciardana, avevano portato cultura e civiltà in tutto il mondo, anche il greco a quanto pare, anche deriva dal sardo, quindi questo perché, se n'è già parlato, quindi non ci tornerò tanto su questo argomento, questo perché una certa stampa, invece che, no, dire stop, no, invece appoggia queste teorie e permette che queste persone parlino. Se poi tu vai un po' indietro e vedi i vari libri, Mm. Mm. sono quelli dal fantasy a quelli più pericolosi. Allora, questi sono proprio fantasy. Il tempio erotico di Monte d'Accordi, religione e sesso nella Sardegna antica, l'ultimo rituale sciardana a cavallo. E poi da Sumeri a Sumeri, Sumeri in sardo vuol dire il padrone, quindi da qui la convinzione che i Sumeri derivano dal sardo proprio da questa parola Sumeri, Ah. capito? Quindi in sardo Sumeri significa il padrone, quindi i Sumeri, naturalmente i sardi sono stati grandi colonizzatori che hanno anche fondato le civiltà mesopotamiche. Ma mi pare giusto. Mi pare. Ma Però più avanti senti, ci sono altri libri, e qui ci soffermiamo un attimo proprio sul discorso dei Fenici. altri Ah, libri, un attimo, no, aspetta un secondo, sono opere d'arte quelle. Ecco. Allora, qui invece abbiamo dei testi che hanno pretese, tra virgolette, scientifiche. I Fenici non sono mai esistiti. L'alfabeto ne abbiamo già parlato, Sardo Grammata è il manuale per chi vuole imparare la scrittura nuragica, mentre invece Roma Colonia Sarda è un testo di cui abbiamo discusso in abbondanza. Tu mi volevi chiedere a proposito sull'inesistenza dei Fenici.
Sì, ecco, qualcosa. Ma a parte, adesso ti dico intanto una cosa che la butto lì, io vedendo questa cosa, soprattutto questo Roma Colonia Sarda, io vedo veramente dei pesantissimi paralleli con il panillirismo, che anche Sì. loro erano, gli Etruschi erano una colonia loro, Roma era una colonia. Quindi io mi chiedo veramente delle volte, mi immagino se si facessero incontrare queste persone. So, Ma guarda, ma io, per quanto riguarda la Sardegna, io ti dico che in Sardegna, poi non so se anche in Albania, se anche insomma in quell'area lì ci siano delle persone che c'è un sottobosco di operatori culturali. Di questo ne abbiamo già parlato. Fondazioni, scrittori che non hanno nessun titolo di studio valido o che nulla a che fare con l'archeologia comunque. Anche alcune persone che pur avendo una laurea in archeologia, sia chiaro non tutti, si lasciano trasportare da queste teorie alternative. Sono tanti, sono anche i miei colleghi. E quindi questi maestri si sostengono vicendevolmente, non litigano quasi mai tra loro, aumentando il numero ogni giorno e sono supportati da persone che sperano diventare famosi. Cosa significa diventare famosa? A me mi dicono, per esempio, tu non sei famosa, non hai mai scritto un libro. Per loro essere famosi significa scrivere un libro, e se io posso aver scritto anche 20, 30 articoli scientifici, io non ho scritto il libro, quindi io non sono famosa, Joel. fa una piega. Quindi no, poi tra l'altro ci tirano per la giacca agli studiosi, agli archeologi dicono: ma come noi vogliamo a tamburo battente il risultato di tale scavo? Ma chi sei tu per dire a me, lo sai i tempi che ci vogliono, le autorizzazioni, i finanziamenti, lo scavo che viene bloccato, il referaggio soprattutto. Noi quando pubblichiamo un articolo scientifico, noi dobbiamo sottoporre il nostro lavoro a peer review. Scusa, io ti fermo subito perché qua è entrato qualcuno non a gamba tesa, ma proprio è entrato di testa, credo. Dice: salve signora Anna Ardu, cosa ne pensa sulle teorie di Leonardo Melis? Oh, bene. Te l'hanno chiesto, non puoi nemmeno dire qualcuno te l'ha chiesto, te l'hanno chiesto direttamente. Allora io Storia e pubblicata. Leonardo, devo dire la verità, ci siamo incontrati in alcune occasioni. Le teorie i libri, che tanto Leonardo è uno molto prolifico, che scrive tanto, no, io penso che quando per una persona diventi il suo mestiere, per quanto io, consideri, le teorie di Leonardo pura fantasia, perché quello è. Insomma, cominciamo con gli Urim, cominciamo con il popolo di Dan, il Danubio, andiamo fino alla Danimarca, dove sono arrivati sti Shardana, no? Per quello io non considero l'opera di Melis, però c'è qualcuno a cui piace, allora va bene, se voi la volete leggere come un fantasy, a me sta bene. Però se voi cercate verità scientifica in quello che è scritto nei romanzi, che poi lui li chiama romanzi, no? La genesi degli Urim, giusto perché mi è venuto in mente un titolo. Torniamo sempre al discorso di Shardana, che non abbiamo assolutamente nessuna prova se non di Sherd nella terza riga della storia di Nora, dove appare che vorrebbe dire dalla Sardegna, ma neanche io non immagino come noi ci chiamassimo a quei tempi. Alla Sardegna hanno messo diversi nomi, Icnusa, Sandaliotis, i greci e i romani, no? Non ho idea se noi a quei tempi ci chiamassimo sardi, però se c'è scritto di shared, io vi dico che in inglese shared vuol dire coccio. È vero. Ho fatto fare la prova anche ai miei studenti, ho detto: "Prof ha ragione". Se dico che shared vuol dire coccio, allora io non è che tra l'altro scritti nell'alfabeto dei fenici che non esistono, e poi tutta una serie di paragoni con elmi, con le navicelle nuragiche che non ha neanche nessun senso, perché io non ho mai visto delle navicelle nuragiche con doppia protome, tra l'altro tintomorfa. A parte diciamo che la fusione dei bronzetti e la diffusione dei bronzetti è iniziata parecchio dopo, la famosa battaglia con i popoli del mare, di cui noi abbiamo i bassorilievi di Medina e Tabu. I bronzetti sono stati costruiti
creati successivamente. Quindi mani sul nesso il tutto, no? Poi torniamo insomma al discorso che si è fatto tante volte, che alla fine erano forse mercenari, per alcuni erano mercenari, per altri erano persone che poi si erano completamente inglobate nel mondo egizio. Non potevano essere neanche il papiro Wilbur, cioè io mi sono documentata molto sull'argomento, però siccome è un argomento di cui si parla tanto, ecco, al momento io posso dire che un popolo che non lascia traccia di nessuna cultura materiale da dove si trasferisce oppure da dove proviene, non sto negando l'esistenza di Chardin, per carità, erano sicuramente uno dei popoli del mare, erano una compagine, erano dei mercenari, erano comunque persone che abitavano in Egitto, ma da qui a dire che sono sardi solo per l'assonanza di una parola in una stella antica o confronti con i bronzetti che non hanno né capo né coda, perché Elmi Cornuti ok, ma non abbiamo mai visto bronzetti con i dischi solari. Infatti, questa è una cosa che viene adesso intanto ci potremmo riallacciare al discorso che stavamo facendo prima, parlando per carità, tutt'altro grado di complessità relativamente allo studio della Van Kilde. Se uno si limita a fare dei paragoni stilistici di elmi sormontati da corna, ne troviamo dappertutto in tantissimi contesti. Se vogliamo sempre rimanendo nello studio che si limita semplicemente a paragoni stilistici, però vogliamo restringere un secondo, come dici giustamente tu, i guerrieri mercenari o pirati saccheggiatori a seconda che troviamo nell'iconografia egiziana e che rispondono a quella definizione hanno degli elmi sormontati da corna con il disco solare, mentre questo nei bronzetti nuragici non c'è, senza contare che oltretutto hanno anche ci hai fatto vedere prima, passano da corna piccole, corna grandissime, elmi semplici a calotta. Qualcuno ha fatto notare che tra i bronzetti nuragici ci sono degli arcieri che invece nei rilievi egiziani mancano completamente. Quindi ecco, diventa veramente un po' forzata. A un certo punto diventa la ricerca, l'intestardirsi nella ricerca dei punti in comune, cercando di ignorare completamente i punti discordanti. Hai parlato delle protome, giustamente delle navicelle, quelle raffigurate in ambito egiziano hanno una doppia protome ornitomorfa, e sempre ornitomorfa oltretutto, mentre le navicelle nuragiche, se non mi sbaglio, poi me ne hai mandate, magari le guarderemo, poi hanno anche animali diversi. Intanto non hanno mai una doppia protome, ma poi non hanno sempre e solo un uccello, non mi pare assolutamente. Abbiamo anche degli animali con pacchi di corna, se non sbaglio. Soprattutto il cervo. Cervo, ecco. Quasi sempre il cervo, ma ornitomorfa non è mai stata trovata nessuna navicella nuragica. Ecco. Quindi, come si fa per dire, adesso a questo punto abbiamo visto naturalmente in maniera molto breve quanto fosse importante la civiltà in Sardegna, sia quella del Neolitico sia quella nuragica, ma che bisogno abbiamo per ottenere dignità storica di essere assimilati a un gruppo etnico che non è ben definito, addirittura che sono stati sconfitti dall'esercito del faraone, e quindi in quest'ottica la tesi che vede la corrispondenza tra il Sardana e i nuragici non è che va criticata o accettata sul piano politico, ideologico, ma su quello metodologico, perché non ha senso. Io sono assolutamente d'accordo. Ecco, c'è qualcuno che, ecco, questo discorso l'ho già sentito, c'è qualcuno che mi dice attenzione, alcuni bronzetti nuragici hanno il cosiddetto anello nell'elmo che è assimilabile a un disco solare. Cioè io non credo è che sia una cosa diversa. I nuragici della Sardegna, ne riconosco uno per uno. Ecco, penso che sia comunque qualcosa di differente. Ma io, se non sbaglio, poi ne stavamo parlando proprio in questi giorni, allo stato dell'arte, senza nemmeno sbilanciarci e per cercare un parallelo tra i
gli Sherden e i nuragici. Noi non sappiamo nemmeno con certezza se gli Sherden erano effettivamente un popolo o quando lo sono diventato, se lo sono diventato. Posto che siano identificabili con i Sherden egiziani, sono identificabili con gli Sheridanu che sono citati in ambito levantino. In quel caso specifico si tratta di una classe sociale, di un'occupazione, di un ruolo, non di un popolo. Quindi ancora prima di metterci a pensare se effettivamente questi Sherden siano o non siano nuragici, dovremmo cercare di capire se questi Sherden sono o non sono un popolo e non appunto un termine che indica appunto il guerriero, il militare, il mercenario, il razziatore, il pirata, ma chi lo sa, o tutte queste cose contemporaneamente. Quindi insomma siamo ben lungi. Sì, poi se mostri le foto e vedi un pochettino quanta è ampia l'identificazione, le foto divertenti, insomma, che riguardano di Sciardana. Adesso un attimo che... Me l'hai chiesto tu, io declino ogni responsabilità. No, io mi prendo tutte le responsabilità del fatto, anche perché è stato divertente, perché stavo spiegando la battaglia di Kadesh a scuola e mi hanno chiesto i miei alunni: ma voi lo sapete chi sono gli Sciardana? Prof, l'autolavaggio vicino a casa mia si chiama Sciardana. Ok, quindi come posso dimostrarvi? Cioè, sono entrati talmente nell'immaginario collettivo, no? Che abbiamo un gruppo metal, gli occollati sono anche bravi, un gruppo metal di Sciardana, abbiamo il vino Sciardana, abbiamo il centro benessere Sciardana, CrossFit Sciardana, la palestra di l'autoscuola Sciardana, abbiamo anche altro. Forse ti ho mandato un altro file. Sì, adesso. Sì. E che io cercavo, tu sei perfida, però vuoi che... Ecco. No, no, ma per dimostrare fino a che punto è arrivata questa identificazione che non ha neanche senso. Le ostriche Sciardana. Cos'è? Il dentifricio e il colluttorio Sciardana. Il canile Sciardana. Ok. Ma adesso, cioè, io mi ricordo anche i meloni, c'erano anche, se non sbaglio. Ah, forse lì siamo più sulle angurie mondi. Poi vediamo anche i giganti, naturalmente. Eh, e che Sì. adesso di nuovo mi verrebbe da porre un'altra domanda adesso, fermo restando che non sappiamo se questi Sherden fossero un popolo, non sappiamo se questi Sherden, se era un popolo, che rapporti potevano avere con la realtà sarda, ma anche così fosse, è questa la maniera giusta di gestire il proprio patrimonio culturale, posto che lo sia, magari ecco, nel caso di Sherden evidentemente non lo è, però è questa la maniera giusta? Io direi un pochino di no, perché qua siamo davanti a una mercificazione che è cioè qua si arriva al grottesco, tra il canile, l'autoscuola e il colluttorio siamo sul grottesco. Sì, cioè in effetti tutte queste faccende qua hanno assunto rilevanza e hanno invaso proprio la sfera sociale. E non è che sono le persone comuni, però anche aspiranti politici o tali fanno questa pretesa e questa protostica negata, il loro cavallo di battaglia quando si presentano alle elezioni, no? Un riscatto etnico, cioè il riscatto etnico sarebbe io penso che la civiltà nuragica fosse una civiltà abbastanza importante, che avesse delle caratteristiche abbastanza peculiari e forti, che bisogna c'è di andare a cercare di Sciardana a questo punto, no? Quindi cosa succede? Quindi i mezzi di informazione isolani, come ho detto anche per la diffusione della faccenda del latino che deriva dal sardo, ci sono amministrazioni locali che non vedono l'ora, secondo cioè, di organizzare queste pacchianate, quindi cercano radici più nobili, sarebbero di Sciardana comunque, anche Atlantide,
E quindi che loro pensano, in estate arrivano i turisti, ma perché non organizziamo un evento con i figuranti travestiti a nuragici, le fattine, ce l'abbiamo tutto noi, gli elfi, che hai capito, no? Loro pensano che i turisti, anche per esempio io parlo di carnevalate fuori stagione, come per esempio i boys e i Mercules, che sono le maschere tradizionali sarde che le fanno sfilare ad agosto perché sono i turisti. Oppure anche adesso ho visto qualcosa che mi ha abbastanza urtata, ho preso l'aereo da poco all'aeroporto e ho visto delle persone col costume tradizionale sardo che sono lì per accogliere i turisti. Siamo diventati una riserva come indiani in America. Sì, sì, no, capisco che sì. No? Il problema di nuovo è tra chi, secondo me, ama veramente la propria cultura e chi invece... Poi penso di amarla tantissimo la mia certo, cultura. appunto. Sì, sì, Ma e chi invece... Ma qua vedo che, ecco, c'è qualcuno che ha fatto un assist, Humanistic Valley, che saluto, che ha fatto la scorsa live sugli Etruschi, fa questo assist di rara cattiveria, chiede: vogliamo parlare della nave Shardana ricostruita? Punto interrogativo. Allora parliamone, ok. Io l'ho vista per la prima volta, che poi non se la prenda con me, perché ne abbiamo parlato abbondantemente della persona che accompagna i turisti con questa nave. Io sono andata appositamente a vederla al porticciolo di Arbatax. Si tratta di un gozzo rimaneggiato, dove insomma è stata costruita così. Poi tra l'altro è una nave Chardin, non è una nave nuragica, credo, Ah. suppongo. Comunque ha una protome di cervo, ci stanno al massimo 4 persone, 4-5 persone a bordo. Quindi se le navi nuragiche erano così, insomma, eravamo anche un po' rovinati. Navicella, giustamente, Navicella ha fatto la navicella, scusa, anche tu. Ma qua Insomma, adesso, visto che ne hai parlato prima, poi qua adesso c'è... no, io ho notato che siccome è stato detto che la vela sciardana tessuta in lino, eccetera, che solcava i mari, io mi sono affacciata quando sono andata agli aeroporto, ho guardato giù e ho visto l'elica del motore, e che andavano i nuragici. ma vedi che era una cultura che era all'avanguardia, scusa, Assolutamente sì. c'avevano già Diventata l'elica a motore, che fuori vuoi dire? bordo, insomma, a questo punto. No, adesso qua, visto che ne hai accennato prima, giustamente qua chiedono, ma ci può parlare dei guerrieri di Monte Prama e dirci Sì. qualcosa su quelle statue? E ha detto guerrieri e non giganti, Dai. Ok, perfetto. Allora, diciamo che uno sconvolgimento enorme nell'archeologia sarda innanzitutto per me è stata un'emozione enorme vederli per la prima volta nel centro di restauro di Lipunti, appena era terminato il restauro, perché erano tutti insieme. Insieme ai modelli di nuraghe, i vetri, era stato tutto restaurato. Per questo restauro ci è voluto tantissimo tempo. Quello di cui vengono accusati, io naturalmente ero troppo piccola a quel tempo per aver potuto nascondere i giganti sotto il letto, ok? È che sono stati chiusi dentro i magazzini e non sono mai stati esposti. In realtà mancava il restauro, si è dovuto aspettare che si costruisse nella zona a Sassari un centro di restauro adeguato e da allora è iniziata l'opera di restauro, che è qualcosa di eccezionale. In realtà adesso le statue e i modelli di nuraghe, naturalmente anche i vetri, sono divisi tra i due musei, quello di Cabras, il Museo Civico Giovanni Marungio di Cabras e il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. Parlare di guerrieri, certo che io vorrei parlare del sito in generale, anche perché sembra che emergano solo ed esclusivamente le statue, ma del sito effettivamente è importante perché adesso credo che con gli ultimi scavi che sono iniziati nel 2014 sono proseguiti molto a rilento, di questo vengono accusati i miei colleghi, per esempio che nei terreni confinanti sono state impiantate delle vigne, ma queste vigne distruggeranno i giganti. In effetti non è che hanno piantato degli ulivi,
Anche perché i proprietari dei terreni evidentemente hanno messo dei vigneti in modo che poi quando ci sarà la permuta di questi terreni avranno molto più valore rispetto a un terreno incolto. E non penso che una pianta di vite, anche perché sono stati fatti dei sondaggi comunque prima, quindi diciamo che sono state trovate un centinaio di tombe all'incirca, ma penso che continui la necrosia finita qua, dove c'erano dei corpi di inumati di età abbastanza giovane. Pare che tutti gli scheletri che sono stati studiati da antropologi fossero di sesso maschile e fossero abbastanza giovani. Erano coperte da una lastra queste tombe, e poi ci sono anche altre tombe a cista differenti. Sono state diciamo indagate quasi tutte. Le statue sono state trovate, tranne le ultime due, quelle che sono state trovate nel 2014, che sono quasi intiere, sono state trovate in stato frammentario, quindi è logico che è stato necessario un restauro, cioè sarà necessario anche un restauro anche per queste ultime due, che però si confermano quasi, come dire, si conservano quasi intiere. E abbiamo molto interessante lo scudo avvolto intorno al corpo, no? Che ricorda alcuni bronzetti, il bronzetto di Cavalupo, quello che io ho visto al Museo Etrusco di Villa Giulia. Abbastanza. Poi vediamo che le trecce lunghe, vediamo tante caratteristiche, tante similitudini con i bronzetti. Vedete anche questi bronzetti con lo scudo sopra la testa, un po' come la testa di quella statua che c'è laggiù, le trecce, giganti, chiamarli giganti a me dispiace anche perché l'altezza massima che raggiungono sono 2 metri e 30. Io lo dico perché mio bisnonno era alto 2 metri e 10. Mi viene un po' di cioè io penso sempre, ma non stiamo parlando di alcuni Kuros greci o del colosso di Rodi, no? A me chiamarle statue, ma non li chiamerei neanche eroi, ecco. Io preferisco usare il termine statue. Se poi ti ho mandato anche la foto, cioè, che è molto divertente, quella che riguarda il mio paese, l'ingresso del mio paese, che ha 3 ingressi. Ecco, fantastico. Questo è il terzo ingresso che porta alla via dove c'è il museo e c'è scritto Cabras Terra di Giganti. Questa è la via Taros che porta al Museo Civico. Ma se uno arriva da fuori e non sa la storia delle statue di Montebrama e pensa veramente che a Cabras siamo alti tutti 3 metri, cioè, capisci il punto, no, dove voglio arrivare, no? Sì. E poi diciamo che da quando sono ripresi gli scavi, eccetera, è iniziata una ridicolizzazione incredibile di queste povere statue. Possiamo anche vedere cosa hanno, ecco. Allora, queste statue naturalmente non sono originali, sono ricostruite in polistirolo. Puoi vedere l'uovo di Pasqua, no? Con la statua, puoi vedere la testa in mezzo alle angurie, mi pare. Puoi vedere Barbie e Ken col gigante di Montebrama. Alla piega. E puoi vedere, per esempio, c'è stato il rally. Allora, tutte le manifestazioni sportive prendono il rally dei giganti, la maratona dei giganti, ok? Per mettere le manifestazioni sportive, trovi l'ambulatorio medico, i giganti delle ricostruzioni dentali e trovi l'immagine della statua di volto del gigante di Montebramo. Questo è molto carino perché c'è stata la sagra della bottarga nel mio paese, sempre a Cabras, e sono stati portati un numero infinito di queste statue e qui vediamo il nostro gigante con gli anziani davanti al comune di Cabras. Sì, okay. No, capisco bene cosa Questo invece, questa sono io, questa non sono messa non perché sono egocentrica come vi dicono molti fanti archeologi, ma semplicemente per avere l'altezza di questo. Ecco, adesso mentre prima il paesaggio della Sardegna era segnato dai nudaghi, adesso è segnato dai mega bronzettoni.
Ah, a me questo sembra Gundam, sembra. Sì, abbastanza. Ma a questo punto io ti dico, ti chiedo perché giustamente dico, qua mi sembra che purtroppo la realtà locale abbia spettacolarizzato e banalizzato il tema di queste statue. Ma effettivamente noi, al di là della mercificazione terrificante che abbiamo visto, effettivamente noi cosa sappiamo da un punto di vista storico e cosa si può ricavare dal complesso di Monteprama e dalle statue, che accostamenti sono stati fatti, che teorie sono state serie, ovviamente, sono state proposte a riguardo. Allora, inizialmente quando non si conosceva, io devo dire veramente che in seguito al restauro e agli scavi del 2014, che poi sono proceduti, sono stati i primi, sono proceduti fino all'anno scorso comunque gli scavi a Montebrano. Abbiamo acquisito tantissimi nuovi dati. Ci sono tante ipotesi, per esempio si pensa che fosse un Eron, che le statue stessero vicine di fronte alle tombe. Tra l'altro ci sono, mi pare qualcosa tipo 5.000 frammenti che non c'entrano l'uno con l'altro, trovati lì, che insomma doveva essere veramente qualcosa di monumentale. Come datazione sono stati fatti degli studi sugli scheletri degli inumati, però non è detto che tutte le sepolture fossero contemporanee. Mm-hmm. Anche perché quel tipo di sepoltura a pozzetto con una lastra messa sopra, non quella a cista, è diffusa in tutto il Sinis. Quindi era solo nel Sinis, perché non l'ho vista da altre parti, si trovano insomma a una certa distanza dai villaggi. Quindi Montebrama non è un unicum per quanto riguarda quel tipo di sepolture. È un unicum per quanto riguarda il numero di statue, di modelli di nuraghe. Forse è il luogo dove sono stati trovati più modelli di nuraghe. Le statue, a quanto pare, sono state trovate solo esclusivamente a Montebrama. Cosa rappresentavano? Potevano rappresentare, li chiamano Eron, quindi un luogo dove venivano divinizzati degli eroi. In realtà, non avendo la scrittura, noi non conosciamo, non conosciamo la struttura gerarchica della civiltà, che poi qui non parliamo più di civiltà nuragica, perché qui i nuraghi da un bel po' non venivano più costruiti. Quindi come la possiamo definire questa civiltà? Non era una civiltà urbana, perché nello stesso periodo in cui sono iniziati i rapporti molto stretti con i Fenici di Tarros, proprio in quel periodo, a Tarros, di Tarros è molto vicina comunque a Montebrama, e sicuramente i primi Fenici si sono insediati a Tarros, ma a me pare, vengono fatti spesso paragoni con statue del vicino Oriente, statue orientali, ma se alla fine sono così simili ai bronzetti, sono un'espressione artistica, a parere mio, completamente sarda, a meno che anche i bronzetti non fossero di ispirazione vicino orientale. Ok. Facendo un ragionamento, no? Anche perché cioè, sono talmente simili, ma poi interessantissimi sono gli ultimi ritrovamenti di modelli di nuraghi che sono veramente eccezionali. Non so se riesco a trovarli. Un po'. Ci dovrebbero essere dei modellini. Sa che ti ho mandato la foto. Mm-hmm. Okay. Sì. Sì, eccoli qua. Ok, quindi no, aspetta, io non li vedo.
Ecco qua. Ok, questo fantastico modello da Itireddu in bronzo vi fa vedere la parte sommitale di un nuraghe. Il nessun nuraghe ormai è rimasta. Quindi se noi conosciamo come erano fatti i nuraghi, vediamo questi modellini in bronzo e in pietra, a fianco dovrebbe essere un tempio a pozzo con la reale copertura. Mi stupisce molto il fatto che ci siano 2 rappresentazioni di paperelle, le notate? Sì, è vero, sì, queste... Molto, molto diffuse nella cultura villanoviana, Sì, è vero, nel sì. resto dell'Europa. E quindi ci sono raffigurazioni parziali anche in bronzo di piccole dimensioni di nuraghi complessi e hanno la rappresentazione realistica del mastio che svetta sul bastione della torre, no? Dagli spalti su mensole, vedi, si vedono le mensole per esempio. Quindi sono importantissimi, ci aiutano a capire come si dovevano presentare originariamente le torri nuragiche e ai tempi di Montebrama i nuraghi erano ben svettavano ancora, non erano certo nelle condizioni in cui li abbiamo oggi. Quindi chiunque venisse dall'esterno, cioè allora sì che veramente erano caratteristici del paesaggio sardo. E quindi solo questa statuaria antropomorfa la troviamo solo ed esclusivamente a Montebrama, però modelli di nuraghe ne troviamo in alcuni luoghi della non sono tantissimi, eh. È molto bello quello che è stato mi pare trovato a San Sperate, poi magari mi sbaglio. Poi abbiamo anche altari conformati a modello di nuraghe, come quello che abbiamo visto prima nel nuraghe su mulino di Villanova Franca, e ne abbiamo un altro a Sorradile a Sumonte. Ehm, quindi antenati eroizzati, divinizzati, che riproducano gli stessi guerrieri raffigurati nei bronzetti, con l'ornamento di archi, elmi cornuti, scudi, guanti simili al cestum, no? E altre protezioni per le parti del corpo, come quella per esempio nel ventre, anche per utilizzare degli arcieri, sono arcieri, guerrieri, pugilatori. Ma, Quindi si spera che, innanzitutto a me piacerebbe tantissimo rivedere le statue tutte assieme, non separate in diverse realtà museali. E si spera insomma in ulteriori risultati, che le campagne di scavo non vengano interrotte, che ci siano finanziamenti continuativi, tutto questo che ci aspettiamo. Ma diciamo che Montebrama è stato anche, gli scavi di Montebrama sono anche quelli che hanno dato maggiori motivazioni per studiare l'archeologia nuragica, mentre invece prima gli studi insomma, di archeologia in Sardegna erano suddivisi in tanti altri indirizzi, invece adesso prevale, dopo Montebrama, prevale quello nuragico. una cosa, chiedo, perché adesso vedo che purtroppo abbiamo parlato tanto, giustamente, e abbiamo sforato un pochino il tempo, ma lo sapevo io, era ovvio. Sì. Io vorrei farti un paio di domande tra quelle che vedo presentate, perché ce ne sono alcune che secondo me possono aprire un paio di parentesi interessanti. Che differenza c'è, chiedono, tra le realtà, le popolazioni sarde e i fenici in Sardegna? E a questo punto qual è stato il rapporto? Perché me ne parlavi ieri e insomma, è una realtà che secondo me è molto interessante. Sì, allora noi sappiamo i Fenici, grandi navigatori, sono spinti oltre le colonne d'Ercole fino ad arrivare a Cadice, no? La Sardegna era una tappa obbligatoria, insomma, anche perché noi sappiamo che i Fenici erano un popolo che abitava una piccola striscia di terra di Libano, non avevano risorse, gli mancavano anche le risorse agricole, quindi quando c'è necessità uno impara a navigare, no? A parere mio, quando non puoi. E quindi anche sotto la pressione degli Assiri, insomma, che era un popolo abbastanza aggressivo, e quindi però i rapporti tra Sardi e popolazioni, forse dobbiamo chiamare protofenici, cananee, iniziano
molto precocemente, tra il X e soprattutto con grosse frequentazioni intorno all'VIII secolo avanti Cristo. La civiltà nuragica, sempre stata una civiltà ormai che non costruiva più nuraghi, ma aveva trovato altre forme di adattamento. Nella stessa, per esempio, Tarros c'è un villaggio nuragico di grandi dimensioni e proprio a fianco a questo villaggio nuragico del Bronzo Medio, tra l'altro, si trova il Tophet. Quindi i Fenici sono arrivati come mercanti e non certo come invasori. Quindi logicamente se arrivava una nave fenicia con 40 persone, esagerando, non è che equipaggio, e arrivavano 100 guerrieri armati, 100 guerrieri nuragici armati di tutto punto come i giganti di Montebrama, ma secondo voi li facevano sbarcare? Io penso di no. Anche perché a questo punto i sardi avevano pieno potere nel loro territorio, ma magari i Fenici sono arrivati come mercanti, e perché non accogliere un popolo che poteva trasmettere tecnologia, li poteva incuriosire, cioè tra Sardi e Fenici ci sono stati matrimoni misti, c'è stato un enorme scambio di cultura, c'è stata l'imitazione da parte dei Fenici della ceramica sarda e viceversa, c'è stata una coabitazione pacifica, è una cosa che si può vedere benissimo, non solo è difficile vederlo in una città come Sulchi, come Taros, ma si vede tantissimo, per esempio, a Monte Sirai, al Nuraghe Sirai, parliamo sempre di Sulcis, e al Nuraghe Suraki di San Veromilis, dove c'è piena integrazione tra questi due popoli. Infatti io non capisco perché vengono visti in questa maniera. Anche quando ci fu un tentativo di conquista da parte di Malco, Cartaginesi questi, sì. i cartaginesi, quando c'è stata insomma l'espansione di Cartagine intorno al 540 avanti Cristo, sono diciamo chi ha affrontato i cartaginesi sono stati sardi insieme ai fenici, che Quindi vivevano insieme nelle città costiere. Quindi cioè, abbiamo un sincretismo culturale elevato, quindi cioè, non dobbiamo pensare a un'occupazione militare, a qualcosa di impositivo come magari è stato invece la colonizzazione greca nel sud Italia, ma qualcosa di assolutamente armonioso, ma anche perché le modalità di penetrazione dei Fenici e anche il loro modo di porsi, lo spazio di manovra era differente da quello appunto di realtà come quelle del mondo greco, che invece arrivavano con delle idee un pochino diverse, e soprattutto perché giustamente ecco, è questo che a me, mi permetto, io ho buttato un occhio un attimo un po' ai commenti, c'è stato qualche esagitato verso la fine, è saltato fuori, però insomma dopo un po' è stato tacitato. Che si lamentava. Ma il grosso, secondo me, sai cos'è? La cosa che a me piace molto è che si vede che a te piace la Sardegna, che a te piace la tua terra, e dice la mia terra, dice, che mi pare ovvio, e che ti appassiona e che ti piace molto la realtà la realtà autoctona dell'Evo antico. Non per questo, cioè, il fatto che tu non abbia nessun problema a dire 40, una flottiglia di fenici che arrivano con cattive intenzioni, non ce li vedo, anche perché la realtà sarda aveva totale controllo del territorio, e se fossero arrivati in maniera impositiva l'avrebbero ributtati a mare. Non mi sembra che tu sia qualcuno che dice i fenici sono arrivati, hanno portato la civiltà, hanno gestito questi selvaggi. No, poni qualcosa semmai di molto, esatto, di molto complesso. Eppure io vedo che c'è l'esagitato che non apprezza il fatto che tu dica appunto che i sardi erano i famosi super sciardana di qui sopra, c'è sempre, ed è un po' triste, perché ripeto, si può con il giusto mezzo arrivare a trovare la bellezza, e anche il fascino, e anche la forza di quelle che possono essere le culture antiche, senza arrivare a mitizzarle, senza arrivare
appunto, secondo me, a mostrare quello che alla fine è un complesso di inferiorità, perché se qualcuno ha bisogno di inventarsi che l'antenato aveva inventato tutto, era il guerriero più forte del mondo, vuol dire che forse adesso ha dei problemi. Ma forse è anche una concezione storica che ci viene inculcata dalla nascita. Noi non abbiamo in Sardegna un Alessandro Magno, no? Abbiamo Sicora, Sicora sì, si è ribellato, le fonti ci sono, lo sappiamo. Non abbiamo, come dire, un pantheon religioso come poteva essere quello greco, perché purtroppo noi non abbiamo, no? Se non fonti postume che parlano della Sardegna, che venivano dalla tradizione orale, non abbiamo i cisti, i fondatori, cioè non abbiamo un Teseo che affronta il gigante e poi fonda la città di Atene. Secondo me questo gli è rimasto dentro, come una cosa anche abbastanza triste, come un etnicismo esasperato, e queste persone non si rendono conto, a parte che ci sono molte persone che lo fanno per interesse personale, o perché Chiaro. vogliono vendere dei libri, o perché anche ci sono anche movimenti politici che insistono a questo punto di vista, ma qui non parliamo assolutamente di indipendentismo, qui parliamo di movimenti xenofobi, anche con anche che agiscono anche con un certo impeto, e i rappresentanti sono proprio queste persone che scrivono insulti agli archeologi, a persone che studiano, perché a noi ci arrivano maledizioni di ogni tipo, tu hai visto, non puoi vedere, no? A me mi sembra che il mio discorso sia abbastanza pacato, per quanto sia stato sotto certi aspetti ironico, è anche un Certo. venire incontro e dire a queste persone informatevi e studiate. Io ho una grossa responsabilità, che è quella di insegnare storia a dei ragazzi, insomma, degli adolescenti. Allora, la cosa che ci rinfacciano di più, dicono, nelle scuole non si insegna la storia sarda. Io ai miei alunni insegno la storia sarda dal Neolitico fino a ieri. E lo faccio anche perché abbiamo una certa libertà di insegnamento, però non si può pretendere anche a tutti i miei colleghi che non sono formati di fare lezioni ai ragazzi uscendo dal seminato, ovvero dal programma ministeriale, a volte non ne hanno neanche voglia. Io invece ho una grande voglia di farlo, lo faccio sempre e naturalmente vengono giudicati, il giudizio se lo beccano anche sulla storia della Sardegna. Ecco, io ti ringrazio, io so che avevamo parlato, avevi in mente di stilare un quadro ancora più completo, mi dicevi che saremmo arrivati fino all'età moderna, però non c'è stato il tempo, e io però ti ringrazio veramente tanto, perché io rispetto, allora, questa è la terza live che faccio sul canale, sono abbastanza nuovo, però di solito parlo molto, io sono un chiacchierone, quindi ecco qua è stato un piacere starti ad ascoltare, perché sicuramente mi hai arricchito tanto, spero che, anzi sono sicuro che tu abbia arricchito anche quelli che ci hanno ascoltato. Grazie ancora tantissimo per l'impianto fotografico che ha aiutato. Scusami tu piuttosto se non sono stato sempre abbastanza pronto, ma perché appunto per me il computer è una grossa macchina da scrivere e qualcosina in più, però sono uomo dell'età del ferro in tutti i sensi. Ecco, quindi, però io ti ringrazio veramente tanto, perché è stata una bella lezione. E se abbiamo avuto anche di esagitati, ne abbiamo avuti pochi, fisiologico che ci fossero, e secondo me anche un po' il segno che si è fatto bene, perché se c'è quel fanatico che si arrabbia, vuol dire che si è fatto bene. È una cartina tornasole. Certo, sicuramente no, ma magari se poi capiterà in futuro, tempo permettendo, magari potremo fare anche più un ragionamento solo ed esclusivamente su quello che la Sardegna sta perdendo con queste iniziative turistiche, con tutte queste pacchianate che si vedono in giro, perché veramente questo non è voler bene alla Sardegna, a parer mio. E le No, persone non se ne rendono conto. ma io ti dico, è una cosa che a me fa andare in bestia, sono molto sensibile sull'argomento, perché tu sai, io adesso, da quando è iniziata la pandemia, chiaramente ho potuto dedicare molto poco tempo, anche per impegni lavorativi, ma io come hobby ho la passione della rievocazione storica. Vedere che
sono il primo a dirlo, la linea di demarcazione, in Italia però, non all'estero, perlomeno soprattutto in Italia, la linea di demarcazione tra il rievocatore storico e il pagliaccio in costume purtroppo è molto 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 sottile. Lo dico da rievocatore storico, perché lo so. Ecco, e vedere delle realtà che appunto operano malamente in questa maniera, in maniera goffa, è qualcosa che a me dà fastidio per il patrimonio storico e archeologico che viene svilito, ma anche perché per me sono tutte occasioni buttate. Io penso agli archeoparchi che ci sono in Danimarca, io penso a quelli che ci sono in Inghilterra, io penso anche in Italia c'è un esempio virtuoso che è però relativo all'alto medioevo, che è l'archeodromo di Poggi Bonzi, che è gestito dal professor Valenti, che è un docente universitario dell'Università di Siena, è un parco archeologico relativo all'età merovingia. Ecco, si può fare bene, però bisogna farlo non odiando l'archeologo, perché purtroppo questa realtà, soprattutto in Sardegna, era una battuta di cattivissimo gusto che facevo un po' di tempo fa, dicevo che fare l'archeologo in Sardegna, nella scala dei mestieri a rischio, è subito sotto il tiratore franco a Kabul, tipo, perché è una cosa tremenda. Ecco, soprattutto scavi a Montebrama. Ecco. Bravissimo, veramente. Ecco, però ecco, non è odiando l'archeologo, ma è appunto lavorando insieme all'archeologo, riconoscendo all'archeologo, allo storico e cercando di lavorare in concerto. Ripeto, non a caso in Italia l'unico parco archeologico che funziona veramente è gestito da un docente universitario. È un docente universitario quale il professor Valenti, che magari non ha nessun problema una tantum a mettersi anche lui in abiti merovingi, a fare anche il rievocatore, però è un docente universitario, cioè ha una base, una preparazione che è di un certo tipo. Quindi ecco, io mi imbelvo, adesso poi smetto subito e chiudiamo, anche se è fatta una certa, ma io mi imbelvo in una maniera pazzesca perché vedo, oltre che lo svilimento, vedo tante occasioni sprecate. Va bene, dai, adesso ho fatto il mio comizio. Folle. Ecco, io ti ringrazio tanto ancora, ringrazio tantissimo quelli che ci hanno seguito, perché è stata una live molto seguita e molto seguita anche adesso, però sono le 11:15 e portate pazienza, ma dobbiamo andare a fare le nanne. Ecco, e io ti ringrazio ancora tanto e ci sentiamo presto, veramente magari di nuovo qui con qualcos'altro. Sì, certo, poi qualsiasi poi possiamo entrare nel dettaglio su qualche argomento in particolare, ok? Quindi ti ringrazio, saluto tutti, buonanotte, buona serata. Buonanotte, grazie.